polizia giudiziaria attestano l'identità dei detenuti, danno atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei loro diritti e delle loro facoltà. I difensori sono posti nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con i loro assistiti mediante collegamento. Se avete necessità non possiamo utilizzare i telefoni della videoconferenza, ma dobbiamo interrompere e andare in camera di consiglio. Quindi basta che sia gli imputati che gli avvocati facciano cenno, interrompiamo un attimo e vi diamo la possibilità di comunicare. Gli imputati difensori pubblico ministero dichiarano di aderire alla celebrazione del processo nelle forme del rito dibattimentale mediante tali modalità. Le parti dichiarano di vedere, interloquire e di udire chiaramente, sono in grado di partecipare attivamente all'attività d'udienza, sono posti in condizione di reciproca visibilità e i difensori dichiarano che aderiscono al protocollo e rinunciano a ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza, giusto? Perché ha dovuto adottare la piattaforma Teams perché Regina Coeli non ha la multivideoconferenza, quindi per evitare il duplice sistema. Questo lo alleghiamo. Allora, alla scorsa udienza abbiamo dovuto rinviare perché era stata depositata un'attività integrativa di indagine del pubblico ministero, avete chiesto termine per eventuale deposito di liste testi integrative che sono state depositate dall'avvocato Spigarelli e dall'avvocato Cincioni, mi sembra, giusto? Perfetto. Allora, ci sono questioni preliminari? Sono state già anticipate parte con delle memorie, quindi se volete brevemente riportarvi, come ritenete? No, vogliamo svilupparle, perlomeno noi, perché sono diciamo diverse e complesse. Con il permesso dei colleghi a cui ho chiesto precedentemente, dovendomi allontanare verso l'una e non sapendo quale sarà lo sviluppo dell'udienza, prendo la parola per svolgere le diverse questioni preliminari. Presidente, io però questa me la devo levare, se no non riesco proprio a parlare. Sì, basta che non ha nessuno vicino, però, perché anch'io purtroppo non ce la faccio, ma la tengo. Prego, avvocato. Dunque, le questioni che noi sottoponiamo alla Corte sono di 3 ordini. 2 attengono alla regolarità del giudizio immediato recte alla costituzionalità delle norme che lo regolano e alla nullità del medesimo rito, ed un'altra, quella diciamo tra l'altro anche anticipata nelle memorie già depositate dai colleghi, attiene invece alla questione del divieto di applicazione del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Io svolgerò una delle 2 eccezioni in punto di rito immediato, lasciando al collega Marcucci l'altra, farò solo un brevissimo cenno, ed è quella legata alla postulata attività integrativa di indagine. Come vedremo, attività integrativa di indagine non è per espressa indicazione persino della pubblica accusa, con gli effetti e le ricadute sulla regolarità o la nullità del rito. La prima questione attiene alla struttura dell'immediato cautelare. Non vi faccio perdere troppo tempo, però devo necessariamente prendere le mosse dall'introduzione di questo rito. L'immediato cautelare è stato introdotto, perlomeno apparentemente, a tutela della privazione della libertà dell'imputato, imponendo come scelta ordinaria da parte del pubblico ministero, in costanza dei requisiti, cioè applicazione di una misura custodiale, svolgimento dell'udienza di fronte al tribunale del riesame, ovvero decorso del termine per poterlo svolgere, per l'appunto la procedura del rito immediato, e lasciando come valvola di sfogo alla mancata applicazione di questa procedura le ipotesi che attengono essenzialmente al pregiudizio delle indagini in corso. Le prime letture che si sono assestate su questo rito, per quanto riguarda soprattutto l'attività del giudice delle indagini preliminari deputato all'emissione del decreto di giudizio immediato, possiamo definirle delle letture riduttive dell'attività del giudice.
Cioè si diceva sostanzialmente il giudice deve verificare quasi aritmeticamente quei requisiti a cui ho fatto cenno prima e poi disporre il rito, senza valutare neppure incidente tantum i requisiti, diciamo, sostanziali, in particolare quelli della evidenza della prova. Rispetto a queste letture immediatamente si è fatto notare, soprattutto in dottrina, un vulnus che era assolutamente significativo ed era sotto gli occhi di tutti. Il materiale probatorio utilizzato nella fase cautelare è un materiale probatorio dal punto di vista del, diciamo, contenuto e dal punto di vista della vastità diverso rispetto a quello che dovrebbe essere o potrebbe essere il materiale probatorio oggetto poi della valutazione per l'appunto del giudice che emette il provvedimento di giudizio immediato. Un provvedimento, quello emesso dal giudice in sede di immediato, che è equipollente e anzi equiparato expressis verbis dalla legge all'articolo 456 al decreto di citazione a giudizio che emette il giudice all'esito dell'udienza preliminare. C'era quindi un primo problema che veniva posto in luce e non era affrontato da questa giurisprudenza, che era proprio relativo alla eterogeneità del materiale probatorio. L'uno, quello utilizzato per la privazione della libertà, di fatto e per definizione diciamo, sottoposto ad una discovery discrezionale da parte del pubblico ministero, l'altro, quello invece all'esame del giudice che emette il provvedimento di giudizio immediato, integrale rispetto alle indagini. La stessa giurisprudenza a cui ho fatto riferimento sostanzialmente, tra l'altro, derubricava il termine di 180 giorni entro il quale il PM può chiedere il giudizio immediato a termine ordinatorio. Su tutto questo, cioè su queste letture, che erano focalizzate, ed è questo il punto fondamentale dell'eccezione che sto svolgendo, sulla impossibilità da parte del giudice che emette il decreto di giudizio immediato di valutare l'evidenza della prova, quindi di una funzione tipica, diciamo sostanzialmente comparabile a quella che viene svolta dal giudice dell'udienza preliminare, cade la sentenza Spicciarino delle sezioni unite del 26 di giugno del 2014, la 42.979. Cosa dice la sentenza Spicciarino? Una sentenza, Presidente e signori della Corte, che molto spesso viene citata, è un difettaccio che abbiamo tutti, come dire, guardando alla massima che viene sintetizzata e che riassunta è diciamo identificabile in questa maniera. Non è dato al giudice del dibattimento valutare gli elementi riferiti alla evidenza contenutistici dell'immediato, sostanzialmente. Poi il giudice del dibattimento semmai dichiarare nullità, ma non può fare quel lavoro. Ma quel lavoro, e questa è la seconda parte della massima che però non viene presa molto spesso in considerazione, del giudice che emette il provvedimento di giudizio immediato, è un lavoro, stavolta, secondo le sezioni unite Spicciarino, contenutistico. Cioè il giudice deve valutare, a differenza diciamo per l'appunto delle letture iniziali, deve valutare l'evidenza della prova, perché deve diciamo supplire al fatto che l'eventuale valutazione del Tribunale del riesame non esaurisce l'apprezzamento di questo requisito assolutamente necessario ai fini dell'emanazione del decreto di giudizio immediato. E questo anche perché, l'argomento che avevamo visto prima, si tratta di materiali probatori che cambiano tra il momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare e il momento di valutazione del giudizio immediato. Testualmente la sentenza Spicciarino dice che la delibazione, la valutazione, questo è testuale, è ampia e penetrante da parte del giudice. Quindi ci troviamo di fronte ad un GIP, lasciatemelo dire in questa maniera semplice, che fa il GUP. Cioè di fronte ad un GIP che non soltanto emette un provvedimento che è equipollente a quello del giudice dell'udienza preliminare, ma che non si limita solo a constatare quasi aritmeticamente in maniera tabellare la sussistenza dei requisiti, ma emette il decreto di giudizio immediato all'esito di una valutazione
probatoria. Quindi recupera, diciamo, totalmente la sua funzione giurisdizionale. E attenzione, e questo è il punto fondamentale della questione, questo GIP che fa questa valutazione, che quindi è totalmente equiparabile e per gli effetti sostanziali e anche per la natura del provvedimento che emette al GUP, è un GIP che dovrebbe avere le stesse caratteristiche di, tra virgolette, imparzialità del GUP. E qui entriamo in una sorta di anomalia processuale, o perlomeno sistematica. Noi sappiamo tutti perfettamente bene che non sono date nell'ordinamento delle incompatibilità endofasiche, e questo perché se si stabilissero delle incompatibilità endofasiche, per esempio, maturerebbero incompatibilità ogni volta che un giudice del dibattimento, anche incidentalmente, decide sulla libertà degli imputati. Però nell'ordinamento c'è una singolarità, e la singolarità è l'articolo 34,2 bis del Codice di procedura penale, che invece introduce una incompatibilità endofasica, e la introduce proprio con riguardo al giudice delle indagini preliminari che ha emesso e dunque valutato l'alta probabilità di colpevolezza un provvedimento di custodia cautelare, il quale giudice delle indagini preliminari è incompatibile al ruolo e alla funzione di giudice dell'udienza preliminare. È inutile che ci intratteniamo sul perché venne introdotta quella incompatibilità, venne introdotta sostanzialmente per rafforzare, e nel momento in cui si rafforzava, la funzione dell'udienza preliminare. Allora qui cade una prima questione che, come vedremo, può avere una diversa valenza, perché noi ci troviamo di fronte a due situazioni che sono assolutamente omogenee, diciamo a due lavori da parte del giudice che sono assolutamente omogenei dal punto di vista contenutistico, a due provvedimenti emananti dal giudice che sono per gli effetti processuali sostanzialmente analoghi e anzi equipollenti per come la legge ci dice. E allora la prima questione è perché non si sia prevista, ovvero ritenere che è nel sistema e dunque sia prevista una incompatibilità tra il GIP che ha emesso il provvedimento cautelare e il GIP che deve decidere sull'immediato cautelare. Di fatto, sapete perfettamente meglio di me, anche per la vostra esperienza professionale, i giudici togati, che invece il giudice che ha emesso il provvedimento è generalmente lo stesso giudice che poi valuta il giudizio immediato. Prima valutazione quindi, o riteniamo che quel 34,2 bis sia applicabile anche a questa situazione, o si pone immediatamente un problema di costituzionalità del sistema, perché è ben ovvio che sarebbe totalmente irragionevole ritenere una differenza sostanziale tra queste due posizioni che, come vi ho fino adesso dimostrato, sono sostanzialmente analoghe, e quindi non si comprenderebbe perché escludere il giudice dell'immediato cautelare dall'incompatibilità prevista dall'articolo 34,2 bis. Cosa avviene quando si processa la costituzionalità di una norma, ovvero si valuta la costituzionalità di una norma? Si prevede la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, e qui, attenzione, sarebbe totalmente irragionevole, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, una soluzione diversa rispetto a vicende sostanzialmente omogenee. O si ritiene possibile l'applicazione, ovvero si verifica la eventuale incostituzionalità. Ora qui però nel sistema c'è un altro problema. L'articolo 34 del Codice di procedura penale, io dico sempre, ha il record mondiale di incostituzionalità, perché se vedete la norma in qualsiasi codice c'è una serie infinita di sentenze della Corte Costituzionale. Qual è la procedura che viene utilizzata ed è stata utilizzata ed è stata anche, come dire, ribadita dalla Corte in punto di processo di costituzionalità di questa norma? Devi ricusare, sostanzialmente sollevare nel momento in cui ricusi la questione di costituzionalità. Il problema è però
che a questo punto si deve valutare la processabilità, la giustiziabilità di questa questione. Perché il giudice della indagine preliminare che emette il provvedimento di giudizio immediato è A, sconosciuto alla difesa, perché non c'è nessuna norma intanto che, come dire, imponga e questo già sarebbe un difetto sostanziale del sistema, non ci sono altre possibilità tranne il procedimento per decreto in cui c'è l'esercizio dell'azione penale segreta. Questo invece è un caso in cui l'esercizio dell'azione penale, cioè la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, non viene ostesa alle parti. Quindi la difesa non sa né può sapere quando viene chiesto il giudizio immediato, men che meno può valutare gli atti che vengono depositati in quel momento e solo in quel momento e che sono eterogenei rispetto agli atti della custodia cautelare, e infine non sa chi è la persona fisica del giudice che possa decidere su una questione di questo genere. E allora, questa è la questione. Noi dobbiamo marcare una differenza sostanziale con il processo ordinario, perché manca nel sistema, e questo già ci dice di una incostituzionalità delle norme di riferimento, di una possibilità di verifica di questa, tra virgolette, situazione di non imparzialità da parte del giudice, e dunque di procedimento incidentale di ricusazione all'interno del quale sia possibile sollevare la questione di costituzionalità. Questo è il tema che ho sostanzialmente esaurito. Vado a passare alle possibili soluzioni, perché vedete, all'interno del sistema c'è la possibilità di, come dire, processare questa vicenda. Partendo dalla sentenza a sezioni unite Tanzi, se noi riteniamo, come è possibile ritenere, che uno degli elementi di capacità del giudice incida sulle caratteristiche stesse del giudice, cioè incida sostanzialmente sulla capacità del giudice, è ben chiaro che noi potremmo risolvere la questione con una dichiarazione di nullità del giudizio immediato. Altrimenti non resta che sollevare questione di costituzionalità proprio con riguardo anche a questa ipotetica nullità degli articoli 454,2 e 455,1 bis per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Vi dico subito, proprio per essere come dire, limpido e cristallino, che ovviamente questa questione è arrivata anche alla Corte di Cassazione, ma con l'atteggiamento che secondo me è dovuto in casi di questo genere. Non si può non prendere in considerazione la fallacia logica, oltre che sistematica, delle soluzioni che hanno rigettato questa questione, perché sostanzialmente quel che si è detto è: bene, di fronte a una situazione di questo genere avresti potuto ricusare ex post. Ora, ricusare ex post è francamente un volo pindarico della giurisprudenza, perché non si riesce a comprendere come sia possibile ricusare un giudice che non è, come nella ricusazione, chiamato a svolgere qualcosa, ma che ha già svolto qualcosa. E come sia possibile ricusare quando il provvedimento, tra virgolette, del giudice ricusando è già sul tavolo. Non è possibile ricusare un giudice dopo la sentenza che emette. Deve necessariamente essere un incidente che si pone a monte della decisione. E allora, sotto questo punto di vista, tutto poi è ovviamente compendiato nella memoria anche con altri riferimenti, chiamiamoli così, in giurisprudenza. Noi solleviamo la questione di nullità e eventualmente di costituzionalità delle norme di riferimento, per come vi ho appena illustrato. Grazie. Seconda questione sarà quella che svolgerà, ma la indico semplicemente per
perché nella sequenza delle questioni è un'altra questione che riguarda il decreto di giudizio immediato, che quindi si pone a monte rispetto alla incostituzionalità della norma, che invece impedisce, una volta emesso quel decreto, di attivare la procedura del giudizio abbreviato. E qui vado rapidissimo, proprio perché ne parlerà il collega Marcucci. Qual è la situazione? Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, opera delle scelte e fa delle deleghe di indagine, prima dell'emissione del giudizio di decreto, della richiesta di immediato, che verrà poi esitata il 24 di gennaio dal giudice De Rò. Fa delle deleghe di indagine specifiche, per esempio in punto di balistica, per esempio in punto di valutazione delle chat, per esempio in punto anche di valutazione di prove del DNA e quant'altro. Dopodiché però, senza attendere lo sviluppo di queste indagini, che quindi si pongono geneticamente come indagini originarie, non come indagini integrative, che sono un genus diverso e che hanno anche delle limitazioni con riguardo, diciamo, alla loro conformazione, perché si sa che non tutto può essere oggetto di indagine integrativa, non certo le attività che comportano una presenza delle parti, così come non certo l'acquisizione di prova testimoniale da testi che sono indicati in lista delle altre parti. Insomma, bene, in data, se non mi ricordo male, marzo, poiché quelle indagini che sono in corso nel momento della richiesta di giudizio immediato non sono ancora state consegnate dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero sostanzialmente dà un'indicazione e dice: tutte le indagini che ho disposto prima del giudizio immediato sono da intendersi attività integrative di indagine. E allora il problema, ma ripeto, io non svolgo perché lo farà poi Alessandro Marcucci, è vedere se è possibile o se invece non incide sulla nullità del provvedimento di giudizio immediato operare in siffatta maniera. Vi ricordo quello che dicevamo prima a proposito della Squicciarino, del rito immediato. C'è un limite all'immediato, e il limite all'immediato è la, come dire, compatibilità con lo svolgimento dell'indagine. Se hai necessità di sforare quel termine perché c'hai delle indagini in corso, allora puoi ben non fare l'immediato. Il problema è stabilire se sia possibile fare entrambe le cose, cioè attivare una procedura di immediato, che mi ero forse dimenticato di dire all'inizio a proposito dell'altra eccezione. Attenzione, non è di poco momento la rinuncia alla valutazione contenutistica dell'udienza preliminare da parte del giudice dell'udienza preliminare, e quindi se sia possibile come dire, una scelta di questo genere, o se invece questa scelta non comporti perlomeno due ordini di nullità, l'una ai sensi dell'articolo 178 lettera B e l'altra ai sensi dell'articolo 178 lettera C del codice di procedura penale, ma torno a dire, su questo vi illustrerà poi meglio e più dettagliatamente l'avvocato Marcucci, perché io arrivo poi all'ultima questione, che è quella diciamo, come dire, preannunciata e attesa, se volete, ed è una questione che è già stata sottoposta al dottor Ballestrieri, cioè al giudice che poi ha valutato la medesima questione, ritenendola diciamo sostanzialmente non rilevante. Una premessa: questa questione, come a voi è perfettamente noto, è stata sollevata da un giudice di La Spezia, ma non solo da un giudice di La Spezia. Da ultimo si è aggiunta anche un'ordinanza che purtroppo non siamo riusciti a reperire, di un giudice del Tribunale di Napoli. Perché lo dico? Perché la questione sollevata dal giudice di La Spezia è di fronte alle possibili alternative che la Corte ha, e cioè ritenere, come dire, mettere in coda la nostra vicenda a quella decisione che è già stata fissata per settembre di quest'anno, e quindi attendere la risoluzione dell'incidente di costituzionalità, ovvero sollevare
questione di costituzionalità al limite anche degli stessi esatti termini. Per quale motivo? Per un motivo sostanziale. La decisione del giudice Spezzino rischia fortemente di essere ritenuta non rilevante. Per quale motivo? Perché cade su una vicenda il cui reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore di questa norma. E se la Corte ritenesse, come tutto sommato è da ritenere, che questa norma, anche se di natura processuale, abbia una valenza sostanziale, perché incide sul trattamento sanzionatorio, ciò in linea con gli arresti, diciamo, ripetuti della Corte Costituzionale, ben potrebbe la Corte Costituzionale dire: qua la soluzione è molto, per il tuo caso, è molto semplice, non si applica nel tuo caso, quindi fai pur tranquillamente l'abbreviato e non processiamo, non giustiziamo la faccenda, diciamo, dal punto di vista dei valori che sono in discussione. Questo è il motivo per cui, come dire, non soltanto consegno la questione, ma vi consegno nella questione la questione di salvaguardare la medesima vicenda ai fini del giudizio di costituzionalità, perché quello potrebbe essere un esito abbastanza scontato. Anche su questo abbiamo scritto, hanno scritto anche i colleghi, sono rapido e riassumo i termini della questione. Noi ravvediamo intanto una violazione dell'articolo 3 della Costituzione in punto di ragionevolezza della norma, perché questa è una norma che impedisce il ricorso al giudizio abbreviato per una serie di reati assolutamente eterogenei tra di loro, così come per una serie di questioni, di vicende, di aggravanti, di nuovo assolutamente eterogenee tra di loro. Basta far cenno al tipo di reati, dalla strage all'epidemia, ai reati in tempo di guerra, al sequestro di persona, tanto per scopo di terrorismo quanto per estorsione, alle aggravanti di cui all'articolo 577, comma 1 da 1 a 4, cioè rapporti di coniugio familiari, la premeditazione, il nesso teleologico, motivi futili, sono tutte situazioni totalmente eterogenee, cioè la scelta che è stata fatta dal legislatore è una scelta che dipende, come dire, non dalla struttura della vicenda, neppure dai beni in discussione, ma semplicemente dalla misura della pena che viene prevista dall'ordinamento, tra l'altro prevista dall'ordinamento talvolta come pena principale, tal'altra come effetto appunto dell'applicazione di aggravanti con i giudizi che possono comportare in tema di riconoscimento e via discorrendo. Preclusione poi che non si giustifica neppure in base alla natura della pena in astratto. Qui qualcuno ha rammentato, discutendo di questa questione, che per il patteggiamento, altro rito premiale, sono previste delle ipotesi di preclusione oggettiva per questo rito premiale, ma non stiamo nella stessa medesima vicenda, e la Corte Costituzionale, che pure ha, come dire, asseverato quella distinzione rispetto al patteggiamento, ha anche sottolineato che nel caso del patteggiamento il prodotto pena è un prodotto per l'appunto patteggiato tra le parti, viceversa questo non avviene nel caso del giudizio abbreviato. E nel caso del giudizio abbreviato la scelta totalmente irrazionale ma fortemente simbolica da parte del legislatore è dimostrata anche dal fatto che noi non ci troviamo rispetto ad un rito, cioè l'abbreviato, che è preclusivo dell'ergastolo, perché all'esito del giudizio abbreviato la pena dell'ergastolo può essere irrogata. Quindi ci troviamo di fronte ad una scelta che non è una scelta, come dire, che mira neppure al contenuto della pena che poi può essere irrogata, ma sostanzialmente ad un effetto totalmente simbolico. Da ultimo, oltre ad accomunare situazioni che sono assolutamente eterogenee tra di loro, era il primo argomento trattato, finisce per diversificare situazioni che invece sono omogenee. E questo è il caso, se ne fa riferimento pure nelle memorie che hanno già depositato i colleghi, dell'articolo 73 del codice penale,
cioè del concorso di reati che comportano 24 anni di reclusione, che possono essere uniti i quali possono comportare la pena dell'ergastolo, ma in quel caso la preclusione non c'è. Ciò a dimostrazione della irrazionalità della decisione, della irragionevolezza della decisione e dunque della violazione dell'articolo 3. Altro profilo che viene in considerazione è la violazione dell'articolo 111,2 della Costituzione. Un binomio 111 è ragionevole durata del processo, che abbiamo sentito un sacco di volte nel corso degli anni, e qui ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente paradossale. Se abbiamo delle sponde convenzionali, l'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, costituzionali, l'articolo 111, che privilegiano la ragionevolezza del tempo utilizzato per arrivare alla decisione finale, questa decisione è incompleta e totale contrapposizione rispetto a quella indicazione. Attenzione, tra l'altro in questo caso si tocca con mano, c'è questa sorta di ossimoro processuale, per cui da un lato abbiamo il niet al rito contratto giudizio abbreviato e dall'altro abbiamo lo devo dire in inglese perché viene male, lo yes, il sì all'immediato, quindi abbiamo questa sorta di operazione deflagrante per cui mentre ti salto l'udienza preliminare, luogo comunque di verifica del contraddittorio, attraverso il giudizio immediato poi ti impedisco di contrarre i tempi del processo attraverso questa preclusione processuale. Tra l'altro è un tipo di scelta che comporta da parte dell'imputato ovviamente la rinuncia ad un bene costituzionalmente garantito, che è il contraddittorio nella elaborazione della prova, non sulla prova come invece avviene nell'immediato. Ancora questa scelta, di nuovo, se lede il principio della ragionevole durata, non tutela l'applicabilità dell'ergastolo per il motivo che ho detto prima. In punto di contemperamento sistematico, perché anche questo va preso in considerazione, delle esigenze del sistema, non è un caso, e lo cita anche quell'ordinanza, così come i commentatori che si sono succeduti a analizzare quell'ordinanza, che per processi di questo genere l'incidenza della richiesta del giudizio abbreviato è percentualmente altissima. Questo perché processi di questo genere finiscono per non gravare sul sistema complessivo proprio perché è data la possibilità dell'immediato. Ancora, e questo forse è il punto più qualificante dal punto di vista delle scelte sistematiche, signori giudici e signori della Corte d'Assise, perché ci sono una serie di citazioni, senza andarle a fare nel vero e proprio senso della parola, le ritrovate nella memoria, ma dalla sentenza della Corte Costituzionale 149 del 2018, alla sentenza della CEDU Viola contro Italia del 2016, alle sentenze sempre della Corte Costituzionale 253 del 19 sull'articolo 4 bis e 4019 sui minimi edittali della legislazione sugli stupefacenti, si è imposta una lettura per molto tempo la Corte Costituzionale si è rifiutata di prendere in considerazione scelte che incidevano direttamente sulla commisurazione delle pene, ritenendo che queste scelte fossero scelte politiche, totalmente politiche e devolute al legislativo. Viceversa si è assestata adesso una lettura diversa proprio quando le pene appaiono sproporzionate rispetto ai fatti e alla gravità dei medesimi. Perché si è scelta questa preclusione? Si è scelta questa preclusione non perché ci siano dei motivi, l'abbiamo già visto, che impediscano l'applicazione dell'ergastolo, ma per esaltare la sanzione dell'ergastolo, cioè per dare alla sanzione dell'ergastolo una funzione, chiamiamola così, simbolica e spettacolare, sì, direi proprio spettacolare. Noi non ti permettiamo di fare il rito contratto
perché questo reato è punito con l'ergastolo, non perché questo reato è un reato che sfugge alla possibilità di essere valutato all'esito di un giudizio contratto come quello dell'abbreviato. Lo facciamo per sottolineare simbolicamente la necessità e la forza dell'ergastolo in un momento in cui, semmai, tutto ci dice nel sistema che è una di quelle sanzioni sub iudice. Sto andando verso la fine solo per segnalarvi un ulteriore aspetto. L'abbreviato incide sul tempo, e qui il riferimento alla ragionevole durata del primo, ma anche sul modo di accertamento giudiziale della responsabilità penale. Paradossalmente l'abbreviato per reati puniti con l'ergastolo incide perfino sulla conformazione del giudice naturale, laddove uno è giudice togato e decide all'esito di una procedura in Camera di Consiglio e l'altro è un giudice di Corte d'Assise con componente non togata che decide all'esito di un pubblico dibattimento. Questa è un'altra questione che è diciamo di suo incidente, mutuandola dall'esperienza di altri ordinamenti, ma anche, e qui il riferimento è alla nota 12 della nostra memoria, a pagina 12, ad una serie lunga di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, si è detto in più e più casi che è un vero e proprio diritto dell'imputato, quello al rito, chiamiamolo di natura premiale, che escluda per esempio la pubblicità del dibattimento, che impedisca per esempio la permeabilità dello strepitus fori rispetto al momento in cui il processo e il luogo in cui il processo viene sviluppato. Non c'è solo la ragionevole durata, non c'è solo la commisurazione della pena, c'è anche il diritto ad avere un tipo diverso di processo a condizione che questo sia previsto dalle norme, cosa che in questo caso invece viene irragionevolmente esclusa. Chiudo rispondendo alla decisione del giudice Ballestrieri, perché il giudice Ballestrieri prende in considerazione le nostre argomentazioni, dimostra di ritenerle apprezzabili, ma ritiene non rilevante la questione, perché sostanzialmente dice la questione diventerà rilevante nel momento in cui all'esito del dibattimento il giudice dovesse escludere quelle aggravanti che comportano in astratto l'applicazione dell'ergastolo. Io a questo rispondo che francamente non c'è bisogno di questione di costituzionalità su questo, perché la legge già prevede ordinariamente questo, cioè prevede la possibilità da parte del giudice di applicare la pena prevista, tra virgolette, per l'abbreviato, ma non il rito, che come abbiamo visto è uno delle componenti della richiesta. Ma secondo me la decisione del dottor Ballestrieri è sbagliata. Mentre voi avete la possibilità di prendere in considerazione in questo momento, ed è rilevante in questo momento la questione, sulla scorta dell'insegnamento della Corte Costituzionale che, emendando le norme, già disse a proposito dell'abbreviato condizionato: guardate, è necessario che qualcuno riveda la decisione del primo giudice con gli effetti sostanziali della possibile applicazione del rito. Allora, io ritengo sostanzialmente che invece sollevare la questione, perché noi insistiamo in quella richiesta già depositata agli atti di abbreviato, sia il lavoro del giudice della Corte d'Assise, e che sollevare la questione permetterebbe, una volta accolta la medesima, la restituzione in integrum di tutto quello che ho detto, che invece viene sottratto e deprivato da questa scelta legislativa simbolica, torno a dire, e profondamente sbagliata. Da questo punto di vista io per il resto mi riporto alla memoria e lascio la parola agli altri colleghi. Prego, Avvocato. Sì, Presidente.
signori della Corte d'Assise, affronto un'altra questione che è stata inserita nella corposa memoria che abbiamo predisposto, ed è una questione relativa a quella che noi riteniamo essere stata una ipotesi di nullità del decreto di giudizio immediato. Il collega Spigarelli ha fatto riferimento ad alcune date che sono date decisive nell'iter procedimentale che ha portato poi il pubblico ministero a richiedere e il GIP ad emettere il decreto di giudizio immediato. La richiesta del giudizio immediato è stata formulata dal pubblico ministero in data 22 gennaio del 2020, il decreto di giudizio immediato da parte del GIP è stato emesso e poi successivamente notificato in data 24 gennaio. In data 12 novembre, durante la fase delle indagini, il pubblico ministero aveva delegato tutta una serie di attività, tra le quali accertamenti balistici, accertamenti genetici su tutto quanto era stato repertato nelle fasi immediate da parte della polizia giudiziaria e accertamenti sulle copie forensi dei telefoni che sono stati sottoposti a sequestro. In data 24 aprile il pubblico ministero deposita un provvedimento di acquisizione e deposito di documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, ex articolo 430,2 del Codice di procedura penale. Provvedimento che a noi viene notificato in data 7 maggio. Ora, queste sono date che sono date importanti. Ora, nel provvedimento che il pubblico ministero deposita in data 24 aprile e che a noi viene notificato il 7 maggio, l'incipit iniziale è proprio quello che il pubblico ministero riporta: rilevato che nel presente procedimento sono stati depositati esiti di indagine delegate prima della richiesta e dell'emissione del decreto di giudizio immediato, con avvisi agli imputati per ciò che riguarda gli accertamenti tecnici ripetibili, facendo tutta un'altra serie di considerazioni che portano poi al deposito del provvedimento e alla notifica a noi. Quindi sostanzialmente il pubblico ministero introduce in questa modalità, ex articolo 430 del Codice di procedura penale, attività di integrazione di indagine che in realtà aveva disposto prima che venne fatta la richiesta del giudizio immediato e che, per ovviare a questa anomalia procedurale, ha inteso come attività di integrazione di indagine, così come è previsto e normato dall'articolo 430 del Codice di procedura. E c'è da dire che buona parte di questi atti di indagine in realtà, come dicevo, sono resoconto di atti precedenti all'esercizio dell'azione penale. Noi riteniamo che sicuramente questa situazione integri un'ipotesi di nullità del decreto di giudizio immediato, in quanto non possono ritenersi atti integrativi atti che in realtà erano stati disposti e anche per la natura stessi degli atti erano stati delegati da parte del pubblico ministero alla polizia giudiziaria durante il momento cruciale dell'attività di indagine, che era volto ad accertare gli accadimenti, era volto a completare anche la formulazione stessa eventualmente del capo di imputazione. Noi conosciamo tutti il contenuto dell'articolo 453,1 bis del Codice di rito, che disciplina il giudizio immediato cautelare. Immediato cautelare che oggi è diventata una sorta di procedura ordinaria di gestione dei procedimenti nei casi in cui ci sono misure cautelari in corso. E sostanzialmente l'articolo 453 non è che concede una opzione al giudice e al pubblico ministero di esercitare l'azione penale nel momento in cui ricorrono delle condizioni, ma quasi lo impone, perché l'articolo 453 ci dice che il pubblico ministero chiede l'emissione del decreto di giudizio immediato, quindi in una modalità che non lascia spazio a opzioni, non può, chiede. Quindi nel momento in cui si è nel periodo di 180 giorni dall'emissione della misura, nel momento in cui si ritiene raggiunta l'evidenza della prova, il pubblico ministero deve procedere in quel modo.
L'unico temperamento, come ci diceva pure anche prima il collega, è dato dalle esigenze investigative, quindi questo può essere evitato laddove esigenze investigative impongono di non procedere nelle forme del giudizio immediato, ma di procedere con l'udienza preliminare, l'avviso di conclusione dell'indagine preliminare e quindi l'udienza preliminare. Quindi il presupposto che può evitare di consentire il giudizio immediato è proprio il pregiudizio delle indagini. Nel caso che ci occupa il PM invece, anziché attendere il completamento di quelle indagini, le indagini di cui si attendeva l'esito, gli accertamenti di cui si attendeva l'esito erano accertamenti determinanti, soprattutto in un processo come quello che ci occupa di omicidio, anche alla luce di quello poi che è stato il capo di imputazione formulato, che ha avuto una modifica rispetto all'inizio. Quindi accertamenti balistici che servivano per l'accertamento delle modalità del fatto, che poi hanno portato anche alla contestazione dell'aggravante della premeditazione. Per superare questo problema che inevitabilmente c'era, anziché attendere, come avrebbe potuto fare tranquillamente, il completamento delle indagini, peraltro completamento delle indagini che se fosse avvenuto comunque prima dei 180 giorni, posto che non si tratta di un termine perentorio, quello per l'esercizio dell'azione penale di 180 giorni, avrebbe potuto portare anche il PM ad esercitarla comunque successivamente. Invece ha fatto questo deposito di attività ex articolo 430 codice di procedura, aggirando quindi il problema che si era posto. E però in questo modo che facendo? Precludendo a noi la possibilità di affrontare il contraddittorio dell'udienza preliminare, che sarebbe stato possibile in udienza preliminare, con tutte le conseguenze che quello avrebbe potuto portare in sede di celebrazione dell'udienza preliminare. Riteniamo che la modalità di gestione della richiesta di giudizio immediato fatta dal pubblico ministero integri chiaramente una violazione delle prescrizioni normative di riferimento rispetto alla disciplina del giudizio immediato. Prescrizioni che sono finalizzate in particolare a due cose, una alla speditezza del procedimento e l'altra a garantire il cosiddetto principio della completezza delle indagini preliminari. Il principio della completezza delle indagini preliminari è volto a garantire al giudice che deve eventualmente emettere il giudizio, il decreto di giudizio immediato, di avere una conoscenza completa di tutti gli atti di indagine, cosa che in questo caso evidentemente è stato violato, perché il giudice è arrivato ad emettere un decreto di giudizio immediato sulla base di un compendio indiziario monco, incompleto. Ha fatto riferimento prima il collega alla sentenza Squicciarino che ha dettato una serie di principi e chiaramente consentono di avere dei punti fermi. Uno è che il GIP è chiamato a fare una valutazione ex ante della evidenza della prova che poi può portarlo ad emettere il decreto di giudizio immediato. Due è che tale valutazione deve essere implica anche una valutazione sulla superfluità eventuale della celebrazione dell'udienza preliminare. E la terza circostanza è che solo un vaglio come quello sulla superfluità della celebrazione dell'udienza preliminare legittima il GIP a procedere all'emissione del decreto di giudizio immediato. Nel caso che ci occupa, il GIP ha emesso un decreto di giudizio immediato non sulla base di un compendio completo, ma sulla base di un compendio monco. E torno a dire quello che ho detto prima, in realtà se noi guardiamo gli atti del nostro fascicolo di indagine, rispetto al decreto di fermo di indiziato iniziale del pubblico ministero, per seguire con l'ordinanza applicativa della misura cautelare fatta dal dottor Cappiello, per concludere poi con il decreto che ha emesso il dottor De Robbio di giudizio immediato, il compendio che ha portato all'emissione del decreto è un compendio, come dicevo prima, incompleto, ma il decreto di giudizio immediato, anzi ancor prima la richiesta di decreto di giudizio immediato fatta dal pubblico ministero, ha modificato il capo di imputazione. Quindi in assenza degli accertamenti che erano stati delegati, quindi gli accertamenti balistici che si ritiene siano stati fondamentali, anzi fossero fondamentali, il PM ha contestato un omicidio aggravato inizialmente dai futili motivi, modificandolo
in omicidio aggravato, con l'aggravante della premeditazione. Aggravante della premeditazione che è stata introdotta con la richiesta di giudizio immediato, aggravante della premeditazione che è stata richiesta e introdotta e poi ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato in assenza degli accertamenti balistici che probabilmente rappresentano il fulcro dell'attività di indagine che può portare eventualmente, così come eventualmente anche gli accertamenti sui telefoni in sequestro o gli accertamenti genetici potevano portare a rappresentare il fulcro per la contestazione di un aggravante come quella. Riteniamo quindi che l'iter procedimentale seguito dal pubblico ministero abbia comportato una violazione dell'articolo 453,1 bis del codice di procedura, con violazione dei diritti di difesa e con violazione anche di quelle esigenze di giustizia connesse alla possibilità da parte del GIP di valutare tutto il compendio completo e di valutare, alla luce del compendio completo, la superfluità o meno della celebrazione eventuale dell'udienza preliminare. Ora, queste osservazioni fatte in realtà aprono il campo ad una serie di questioni di nullità che poi possono essere ritenute e evidenziate, che constano sostanzialmente nella violazione dell'articolo 178 lettera B del codice di procedura penale relativo all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ovvero di violazione dell'articolo 178, lettera C per compressione del diritto di difesa che evidentemente si è verificato, si è realizzato essendo stato sottratta la possibilità di affrontare il contraddittorio in sede di udienza preliminare, e in ogni caso di inammissibilità di decreto di giudizio immediato, posto che è stato emesso sulla base di un compendio incompleto. Ora, faccio un passo indietro, quello che in realtà noi sosteniamo non è che la Corte d'Assise deve giungere a ritenere che il giudizio immediato sia stato emesso sulla base di una prova non evidente, perché sappiamo bene che è un sindacato che è precluso al giudice del dibattimento e non sarebbe possibile accogliere un'eventuale eccezione in questi termini. Ciò che noi invece sottoponiamo alla Corte d'Assise è di verificare l'iter procedurale portato avanti dalla Procura per giungere alla richiesta di giudizio immediato e alla successiva emissione del giudizio immediato, quindi una valutazione che precede l'emissione del giudizio immediato, posto che le modalità con cui l'esercizio dell'azione penale sono state portate avanti hanno evidentemente ad avviso della difesa realizzato una serie di violazioni che sono insuperabili e determinano delle nullità di carattere generale. In questo senso io concludo, quindi facendo mie le considerazioni fatte dal collega Spigarelli, depositando la memoria che abbiamo sì. E anche depositando anche. Quindi è un'ulteriore memoria? Sì, perché c'è un'ulteriore memoria. No, dunque questa no, era, scusate, era Menichetti e Riccardi. No, non abbiamo mai depositato la memoria. Quindi si deposita la memoria, il decreto di fermo del pubblico ministero. Il protocollo prevedeva, quello siglato dal Tribunale di Roma con il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale, che i documenti che si intendeva, eventuali memorie che si intendevano depositare in udienza, sarebbe stato opportuno comunicarli alle parti in tempo utile, perché lei sa che c'è un'emergenza Covid, noi non possiamo stare troppe ore, quindi glielo dico, ormai è andata e chiaramente facciamo quello che possiamo fare, però sarebbe stato preferibile, lo dico per la prossima udienza, quando capiterà una cosa analoga, comunicarle alla Corte, a tutte le parti, chiaramente via mail per tempo, così avrebbe dato, per carità abbiamo capito perfettamente di cosa parliamo, però diciamo anche per i giudici popolari magari. Nell'avvicinarmi mi rimetto la mascherina. Sì, grazie avvocato. Tutte le parti ne hanno avuto copia? No, la inoltreremo oggi. Ma il PM che deve allora diamola al PM che deve interloquire, insomma, le parti civili. Le parti civili se vogliono, per questo dicevo sarebbe stato opportuno. Aspetta. Facciamo prima tutte le eccezioni, eventuali questioni preliminari, eccetera, e poi le do la parola.
Certo. Quindi controdurrà successivamente. Le parti, Presidente, le parti avevano già avuto copia della memoria depositata a suo tempo, che è identica. Davanti al GIP, al dottor Balestieri. C'è un motivo in più. È 431 l'attività integrativa al 34. Solo quello. Comunque sentiremo se sono in grado di controdedurre direttamente se vogliono, se dobbiamo dare termini, chiaramente oggi siamo un po' stretti. Vediamo quello che riusciamo a fare. Prego Avvocato, io non la vedo perché ho questo baldacchino. Presidente, effettivamente non abbiamo un buon contatto visivo, però voglio dire, se mi consentirà di rimuovere la mascherina, visto che le distanze lo consentono, almeno ci sentiremo, quello sicuramente. Scusate un attimo, il secondo solo era quello che volevo evitare. Vabbè, poi le recuperiamo. Grazie. Presidente, mi scusi, Sì, prima che meglio. parli il collega, noi reiteriamo, Grazie, reitera avvocato. l'imputato formalmente la richiesta di abbreviato ai fini del... in modo che Va sia... bene, quindi diamo atto. Io l'avevo detto nel corso della mia esposizione, però... Sì. Reiterano innanzi alla Corte la richiesta di giudizio abbreviato già avanzata innanzi al GIP. Diciamo che passa pure quella, però è meglio ritirarla. Prego. Signor Presidente, signor Giudice Alladri, signori in giudici effetti vedo popolari, meglio. prendo la parola nell'interesse del mio assistito, dell'imputato Paolo Pirino, per illustrare a voi i contenuti della memoria che è stata mia cura depositare in cancelleria prima dell'udienza che ha preceduto questa odierna. Diciamo che in buona sostanza questa memoria introduce una eccezione di incostituzionalità dell'articolo 438,6 ter, con particolare riferimento agli articoli 3, 24,2, 25,2, 27, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui questa previsione normativa non prevede per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, per cui è stata esercitata l'azione penale con le forme dell'immediato, la possibilità per il giudice di rivalutare la richiesta inammissibile e statuita per inammissibilità ai sensi dell'articolo 438,1 bis e dunque di applicare il previsto e relativo sconto di pena. Diciamo che nel sollevare questa questione si pongono due argomentazioni, di natura generale. Il primo è quello della non manifesta infondatezza e da questo punto di vista mi pare che già un paio di arresti giurisprudenziali, nonché l'ordinanza emessa dal dottor Balestieri, abbiano, supportato parte delle nostre argomentazioni. Tuttavia vi invito a seguire, e cercherò di essere breve per quanto possibile, un percorso tecnico-giuridico utile a rappresentare a voi, ovviamente ai giudici togati, ma anche ai giudici popolari, nonostante di questione tecnica si parli, quali sono le lesioni così manifeste che io ritengo possano essere veramente apprezzate in termini abbastanza comprensibili per tutti. Dicevo, prima di tutto si deve partire dalla legge, dalla norma. La legge è la 33 del 2019, disciplina e dispone che l'abbreviato non sia ammesso per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Si parla di una previsione di carattere astratto ed in questo processo, la vicenda riguarda 3 degli odierni imputati. Si tratta tecnicamente di una preclusione a carattere generale, in buona sostanza viene disposta per ragioni di politica criminale e per consolidato orientamento della Corte Costituzionale questo sindacato non è sostanzialmente previsto salvo aspetti di manifesta irragionevolezza che chi vi parla ha scritto e sta discutendo proprio in tal senso, ravvisa nella negazione del meccanismo di recupero previsto dall'articolo 438,6 ter per i giudizi come questo che vengono introdotti con le forme del giudizio immediato. Perché dico questo? Perché per chi viene da ordinario, e vedremo chi è dominus della scelta e quali riflessi di ripercussioni questa scelta ha sugli imputati e anche su voi giudici, questo meccanismo in ordinario
prevede che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare e dichiarata inammissibile stante la contestazione di natura astratta o le aggravanti che impediscono la definizione col giudizio abbreviato vengano escluse dal giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale, sia possibile applicare la prevista riduzione. Bene, è un meccanismo che è stato esclusivamente previsto per i giudizi, per cui viene esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero con le forme della richiesta di rinvio a giudizio. Mentre per tutto ciò che riguarda i processi come questi, e se vogliamo questa forma di procedere è statisticamente la più frequente, nulla è previsto per chi viene da giudizio immediato. Riteniamo che questo vada a cristallizzare una evidentissima e manifesta disparità di trattamento lesiva dei principi dell'articolo 3 della Costituzione. Sul punto sarebbe opportuno e anche è introduttivo immaginare due omicidi premeditati. Per l'uno c'è esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie, per l'altro invece il pubblico ministero richiede ed ottiene, poi vedremo quali sono i limiti e i margini di interpretabilità del giudice emittente, le porta a giudizio questo secondo imputato per il medesimo delitto con le forme del giudizio immediato. Cade la premeditazione per entrambi all'esito del dibattimento, in un caso c'è il diritto ad avere uno sconto di un terzo sulla pena, nell'altro caso invece tutto ciò non è previsto. E ripeto, si tratta, vi ho fatto l'esempio di queste due vicende, si tratta di vicende processuali assolutamente analogo che verrebbero a parità di condizioni trattate in modo diverso e perequato. E quindi in questo caso la a volte abusata e rappresentata lesione del principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, emerge in tutta la sua palmare evidenza. Ma io voglio cercare di introdurre a voi invece un argomento che è ulteriore. E se invece queste due posizioni fossero obiettivamente diverse, chi è che riesce a far sì che queste strade siano fin dall'inizio distanti e diverse? In questo caso è il pubblico ministero. È solamente il pubblico ministero che decide fin dall'inizio quelle che sono le sorti, a prescindere da quella che sarà la vostra decisione, di questo imputato. Diciamo che da questo punto di vista, quindi probabilmente brevemente, anche perché anche i colleghi hanno già insistito su questo aspetto, è il caso di rammentare alcune delle peculiarità di questa forma di esercizio dell'azione penale con le forme del giudizio immediato, che si fondano poi essenzialmente su una stabilità dell'impianto probatorio che molto spesso è presunta, perché poi, anche questa è una valutazione meramente discrezionale, uno stato custodiale, e di per sé questo, comporta solo ed esclusivamente, perché il pubblico ministero lo sceglie, che non vi sia nessun vaglio all'udienza preliminare. Si badi bene, sulla giurisprudenza che è stata riportata, nonché anche su quelle che sono le valutazioni che vorrebbero questo GIP emittente, una sorta di GUP, mi permetto di dissentire, tanto e solamente perché nell'udienza preliminare abbiamo tutti a mente quella che è la previsione dell'articolo 423 del Codice di procedura penale, che ovviamente impone al GUP un controllo in primis sul capo di imputazione, che in astratto esclude l'applicazione del delitto, e che fa sì che dall'altra parte, quindi per i soggetti per cui viene esercitata l'azione penale con le forme dell'immediato, questa tutela non sia prevista. E mi permetto anche di dissentire quando si dice che la scelta della richiesta di giudizio immediato sarebbe in buona sostanza una scelta obbligata per il pubblico ministero. E non è così, perché il pubblico ministero richiede l'emissione del decreto di giudizio immediato salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. Allora io vi chiedo, e chi è che fa una valutazione sullo stato delle indagini e su quale comportamento processuale possa o meno pregiudicare le indagini? È solo il pubblico ministero e nessun altro. Quindi la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato o la richiesta di esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie
altro non è che attività di natura discrezionale. E quindi questa attività discrezionale del pubblico ministero comporta allo stato dell'arte, come si dice, nessun vaglio sull'imputazione, perché ripeto, la previsione dell'articolo 423 riguarda soltanto l'udienza preliminare, e nessuna previsione di recupero del terzo in caso di avvenuta presentazione di istanza di definizione con le forme dell'abbreviato, perché l'attuale norma prevede l'inapplicabilità di quanto statuito all'articolo 438,1 bis. Va da sé che la novella lascerebbe emergere una irragionevole e palese discrepanza tra i due regimi processuali, in cui quello ordinario, in riferimento a quella che è il riconoscimento del beneficio, sarebbe sospeso, condizionalmente sospeso, mentre per l'immediato, come ripeto, nulla sarebbe previsto. Beh, signori, non è argomentazione cavillosa o conseguenza da poco, perché concedere solamente ad alcuni il beneficio, o meglio il meccanismo di recupero previsto dal comma 6 ter, importa delle violazioni che sono veramente di un'evidenza palmare. L'articolo 3, ripeto, ci sarebbero, a seconda della decisione libera del pubblico ministero, degli imputati di serie A e degli imputati di serie B. E poi in questo processo c'è un'altra considerazione che in parte si allaccia anche a quelle che sono le ulteriori questioni sulle modalità con cui il pubblico ministero di fatto ha introdotto attività di indagine nel processo. Pensate che la sorte di questi imputati di serie A o di serie B potrebbero, pur riconoscendo la natura ordinatoria del termine di 90 a 180 giorni, comunque potrebbe addirittura derivare non tanto dal pubblico ministero, ma ancora a monte da una polizia giudiziaria delegata a svolgere l'adempimento più o meno solerte. E credo che anche questo tipo di valutazione non sia affatto accettabile. Tenete presente che sotto il profilo del voler riconoscere comunque una diversità tra questi imputati non avremmo soltanto l'articolo 3 ad essere violato e a vigilare su quelli che sono i diritti costituzionalmente garantiti a ciascuno di noi, a tutti i cittadini, ma avremmo sicuramente l'articolo 24 sotto il profilo della parità delle armi e del diritto di difesa, perché ripeto, poi vedremo che natura ha questo articolo, ma di fatto è preclusivo di un diritto potestativo, perché la richiesta di definire il procedimento di forma di giudizio abbreviato è strutturalmente un diritto potestativo dell'imputato, ormai da diverso tempo. Prima era prevista una sorta di interlocuzione col pubblico ministero che non c'è più, mentre il patteggiamento ovviamente ha natura pattizia ed è sostanzialmente diverso. Parlavo dell'articolo anche 27, la presunzione di innocenza e la finalità rieducativa della pena sono sicuramente lesi da questa disparità, nonché l'articolo 111, inteso sotto il profilo della funzione cognitiva del processo complessivamente inteso. Escludere solamente per alcuni il meccanismo di recupero equivale a rimettere al solo pubblico ministero due strade davanti a sé. La prima, per chi dovesse avere la fortuna, perché a questo punto è una sorta di fortuna, di vedere esercitata l'azione penale con le forme della richiesta di rinvio a giudizio, ci sarebbe per l'imputato la possibilità di esercitare un diritto e soprattutto la conoscenza della pena applicabile, perché poi vedremo sotto il profilo della rilevanza quando è che l'imputato con la I maiuscola dovrà conoscere o avrà diritto a conoscere tutto ciò che gli capiterà su questa strada e soprattutto dove questo percorso lo porterà. E invece per quanto riguarda l'immediato avremo un imputato che verrà giudicato da un giudice benomato o comunque a cognizione ridotta sia sotto il profilo, ripeto, conoscitivo dei termini del processo, ma anche e soprattutto in riferimento a quello che è la prima questione o comunque una delle questioni principali, la dosimetria della pena. Perché badate bene, il fatto che il pubblico ministero, scegliendo di esercitare l'azione penale, vada a collocare l'imputato sul percorso A o sul percorso B è un evidente sconfinamento della funzione del pubblico ministero nella vostra, ovvero in quella decisionale. E allora mi permetto di
sottolineare questo aspetto, ragionando appunto di questo sconfinamento della magistratura inquirente in quelle che sono funzioni della magistratura giudicante. E voglio farvi una domanda: ma questa scelta siamo sicuri che si rifletta solo ed esclusivamente o comunque in parte precipua sull'imputato, o non è destinata a voi giudice? Perché guardate che questa norma, l'impossibilità di riconoscere sulla scorta di una scelta, ripeto, del pubblico ministero, quello che è un beneficio all'imputato, è tanto ablativa di un diritto, perché toglie un diritto all'imputato, quanto avocativa di un vostro potere. Perché se andiamo a pensare esattamente qual è la natura di questa vicenda, noi non possiamo non riconoscere che alla fine il destinatario del precesso siete voi giudici. Siete voi giudici più dell'imputato. È questo il tema essenziale della norma. Allora, dicevo, si parla di un vizio oggettivamente macroscopico. Discutendone si pensava che proprio perché macroscopico vi fosse la possibilità di risolvere la questione in via addirittura interpretativa, cioè cercando un pochino, di capire quale potesse essere, vista l'enormità della disparità, una soluzione, come dire, ad uso così, voglio dire, più che altro consuetudinario, che magari impegnando invece quello che io ritengo sia l'organo, o meglio la consulta, che va impegnata. E credo che in via interpretativa questa vicenda non possa essere risolta per due ordini di ragioni. La prima è l'inapplicabilità dello schema recuperatorio esteso alle ipotesi di successivi accostamenti dell'imputazione. Faccio mie le considerazioni della sentenza 14 del 2020 della Corte Costituzionale, perché riguarda ovviamente gli imputati, mentre, come ho tentato e arrivo a ribadire, qui il problema è che la disparità del trattamento introdotto dalla 3319 riguarda un controllo sul potere del giudice che è addirittura maggiore rispetto alla privazione di una facoltà per l'imputato. E oltretutto, sotto un profilo, come dire, di ragionamento di natura generale, non possiamo non renderci conto del fatto che questa Corte non potrebbe allo Stato, pur volendo, sindacare la precedente declaratoria di inammissibilità del GIP. Sindacabilità, ripeto, che è riservata per legge a chi viene portato in giudizio con le forme del giudizio ordinario. E se ciò accadesse, io non voglio fare il mestiere del pubblico ministero, anche perché non mi viene bene, ma immagino che potrebbe, come dire, ricorrere per Cassazione per violazione di legge, ed avere comunque, come si suol dire, un ricorso sicuramente fondato. Non sarà peraltro sfuggita una ulteriore conseguenza, che consiste, sempre per gli imputati che vengono chiamati in giudizio con le forme del giudizio immediato, in una aporia procedurale, ovvero se il giudice non può rivalutare la richiesta, perché non è prevista la rivalutazione della richiesta, la proposizione dell'istanza dichiarata inammissibile risulta ad oggi non disciplinata da alcun istituto. E non sarà sfuggito che nelle richieste che abbiamo proposto in sede di udienza preliminare ci siamo, quasi scusati dell'aver proposto un atto quasi provocatorio da questo punto di vista. E nonostante questo non sarà neppure sfuggito alla Corte d'Assise come le istanze non siano state dichiarate irricevibili, perché erano istanze proposte fuori dal codice, ma erano istanze che sono state dichiarate inammissibili, come a dire: voglio provocare quel meccanismo per capire poi cosa accadrà di quel meccanismo, perché è proprio la declaratoria di inammissibilità che poi consente, ovviamente dopo aver risolto questa questione, eventualmente di recuperare e ripianare questa lesione del principio generale, di uguaglianza. E dicevo però che la via interpretativa potrebbe non risultare soddisfacente, perché la preclusione del nuovo 438,1 bis costituisce oggi regola generale
e il meccanismo del 438,6 ter, norma eccezionale, dunque operante in deroga al principio generale, e va da sé che per ragioni di teoria assolutamente nota, di teoria generale del diritto, siano suscettibili di interpretazione restrittiva. In conclusione, sul punto di non manifesta infondatezza, si ritiene indispensabile una pronuncia della Corte Costituzionale per ragioni di certezza del diritto in relazione sia al precetto che alla pena che in concreto potrà essere irrogata. Per ciò che attiene invece le ragioni, se vogliamo, più delicate, che sono quelle della rilevanza ed attualità della questione, pur prendendo atto della littera legis, dunque del fatto che l'articolo 438,6 ter faccia riferimento ad una valutazione all'esito dell'istruttoria del dibattimento, chi vi parla ritiene che i rilievi svolti non consentano di procrastinare l'eccezione di incostituzionalità della norma alla fine del dibattimento, ovvero se la Corte dovrà in un certo qual modo valutare questa possibilità. Perché qui il problema non è ciò che dovrete fare, è ciò che oggi voi potete o non potete fare, e quindi la rilevanza è ad oggi, non è all'esito dell'istruttoria dibattimentale. È in questo momento che questa Corte non ha il potere di sindacare sulla ordinanza di inammissibilità del GIP emessa all'udienza del 10 marzo 2020. È in questo momento che la Corte non sa se potrà applicare il meccanismo previsto dall'articolo 438,6 eventualmente, come dicevo, in via interpretativa. È in questo momento, e non all'esito della istruttoria dibattimentale, che 3 imputati di questo processo hanno il diritto costituzionalmente garantito dagli articoli 25,2 e 117 della Costituzione, con riferimento all'articolo 7 CEDU della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di conoscere le norme sostanziali a mezzo delle quali verranno giudicate, perché di norme sostanziali si tratta. In quanto rispetto al trattamento sanzionatorio sappiamo anche che i recenti arresti della Corte Costituzionale ovviamente riconducono le ricadute in termini di pena, come è ovvio, ma pare mai tanto ovvio o comunque da non sottovalutare come in questo momento storico, che una ricaduta del genere è palesemente una ricaduta di natura sostanziale. Dicevo, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e andando ad approfondire quella che è poi la cornice di diritto europeo all'interno della quale comunque l'ordinamento interno si deve muovere, mi è giunta all'attenzione un articolo del dottor Francesco Viganò, oggi giudice della Corte Costituzionale, un articolo pubblicato sul diritto penale contemporaneo in cui si valutava proprio la ricaduta dell'articolo 7 CEDU, per i non addetti, sostanzialmente il principio di legalità letto a livello europeo, in cui si andava a valutare un principio che fa parte, come dire, e deve essere garantito proprio non per l'imputato, per l'imputato in quanto uomo. Quindi immaginate quanto questo diritto è sentito, quanto questo diritto è profondo, quanto questo diritto deve essere sentito da ciascuno di noi. Ed è quello che impone un principio che parrebbe banale, ma poi vedete che banale non è mai, ovvero il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, articolato storicamente e tradizionalmente su 3 principi. Il primo è la conoscibilità declinata in 3 aspetti: sicuramente conoscibilità dell'illiceità del comportamento, della rilevanza eventualmente penale del comportamento, ma soprattutto quale pena l'imputato dovrà scontare in caso di condanna. Cioè, ma noi ci accingiamo ad iniziare un processo in cui, ripeto, 3 degli imputati non sanno quale pena in concreto potrà essere irrogata all'esito del dibattimento. E ripeto, il tema è un tema addirittura superiore, è il tema sostanziale dell'accessibilità al precetto, anche legato, e badate bene, senza voler scomodare altri processi, ne farò solamente un brevissimo cenno. Per l'imputato è un diritto l'accessibilità al precetto sotto il profilo della conoscibilità,
e anche e soprattutto sotto il profilo della prevedibilità delle conseguenze, badate bene, non soltanto in relazione al precetto che parrebbe risolto, ma anche in relazione alle interpretazioni giurisprudenziali che si danno al precetto, perché su quelle l'imputato fa affidamento che per la Corte europea è affidamento legittimo. E da questo punto di vista, ripeto, senza voler scomodare l'arcinoto caso Contrada, il tema è proprio questo. Non c'è solamente il diritto a conoscere la norma e la pena, ma addirittura, e da questo punto di vista è sostanzialmente strutturato e cristallizzato questo diritto, le interpretazioni giurisprudenziali che eventualmente di queste norme dovranno essere fatte. Sono tutte ragioni ovviamente che non consigliano, ma mi permetto di dire impongono che la questione venga sollevata oggi in questa sede, perché non manifestamente infondata ed assolutamente rilevante per questo processo e anche ovviamente poi per altri che verranno a seguito. E da questo punto di vista e per tutte le altre considerazioni mi riporto alla memoria e chiedo comunque che la Corte voglia sollevare questione di costituzionalità della norma nei termini descritti. Vi ringrazio. Grazie Avvocato. Avvocato Ciampa? Grazie Presidente. Io tratterò 3 questioni preliminari che afferiscono Marcello De Propris, poi l'Avvocato Daniel Giudice tratterà 2 questioni che afferiscono De Propris Armando e una comune a entrambi gli imputati. Nel preparare questo intervento riflettevo su quanto sia complesso esporre dinanzi a una Corte d'Assise le questioni preliminari, che sono eminentemente questioni procedurali, per la componente popolare della Corte d'Assise che si presuppone o quantomeno non è tenuta ad avere una preparazione processuale specifica. Nei paesi di common law le giurie popolari decidono sul fatto e il togato, l'unico togato che compone il collegio, decide le questioni in diritto. In Italia non è così, voi siete chiamati tutti e 8 a decidere ogni singola questione che vi viene proposta e per questo un difensore è tenuto a parlare a tutti, deve dare anche ai giudici popolari gli strumenti per formarsi un convincimento su questioni giuridiche. La prima delle questioni che intendo sottoporvi è, l'avete già sentita citare più volte oggi, è quella di legittimità costituzionale dell'articolo 438,1 bis del Codice di procedura penale, che è la norma che vieta il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Nell'aprile dell'anno scorso un governo e un legislatore che forse avevano bisogno di far credere che stessero facendo qualcosa di utile al Paese, pensarono di cavalcare uno dei tanti cavalli di battaglia del populismo che animava le forze politiche che allora erano al governo, illudendo l'opinione pubblica in ordine alla necessità di impedire l'accesso al rito abbreviato e quindi allo sconto di 1/3 di pena ad esso connesso per i delitti punibili con l'ergastolo. Di qui l'inserimento di quel comma 1 bis nell'articolo 438 che attualmente impedisce a De Propris Marcello di richiedere di essere ammesso al giudizio abbreviato per il delitto di cui al capo A dell'imputazione, l'omicidio aggravato. Inserirono questa norma peraltro ingannando l'opinione pubblica già sul presupposto logico che era stato posto alla base di questa riforma, ossia che prima di esso gli omicidi potessero evitare l'ergastolo richiedendo il giudizio abbreviato, perché udite udite anche prima della riforma era possibile essere condannati all'ergastolo in abbreviato. Questo avveniva in tutti i casi in cui l'imputato dovesse essere condannato all'ergastolo con l'isolamento diurno,
che si tramutava all'esito del giudizio abbreviato in ergastolo, cosa che sarebbe stata, in astratto parlo, possibile proprio in questo caso, perché qualora gli imputati venissero condannati all'ergastolo per il delitto di cui al capo A dell'imputazione, l'omicidio, e qualora il giudice avesse ritenuto che per gli altri delitti, la rapina del capo B, il porto dell'arma del capo C, la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio del capo F, qualora il giudice avesse ritenuto che per questi delitti dovesse essere inflitta una pena superiore a 5 anni di reclusione, cosa non del tutto impossibile, avrebbe inflitto teoricamente l'ergastolo con isolamento diurno, che all'esito del giudizio abbreviato sarebbe diventato ergastolo. Quindi l'ergastolo all'esito del giudizio abbreviato esisteva anche prima di questa novella introdotta all'aprile dell'anno scorso, e forse la riforma così necessaria non era. Ciò detto, oggi vi proponiamo di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma che ho appena citato. Di cosa si tratta? A voi non chiediamo di stabilire se questa norma sia incostituzionale oppure no. Non è il vostro lavoro, lo fa la Corte Costituzionale quando la questione viene sottoposta. A voi si chiede solo di sottoporre alla Corte Costituzionale questa questione, e la legge prevede che ci siano solo 2 requisiti perché voi non possiate, ma dobbiate sollevare la questione di legittimità. Il primo è che la questione deve essere rilevante, cioè deve avere una incidenza nel caso concreto, ossia, qualora la questione di legittimità venisse accolta, avrebbe un influsso sul procedimento in corso? E questo è sin troppo facile dire che è proprio così, perché qualora quel comma 1 bis non esistesse, la richiesta di giudizio abbreviato che Marcello De Propris ha proposto in udienza preliminare sarebbe stata accolta, perché non c'era nulla che fosse d'ostacolo a questo accoglimento, e non ci troveremmo qui oggi, perché il giudice titolato a giudicare Marcello De Propris non sarebbe stata la Corte di Assise, ma il giudice dell'udienza preliminare, che avrebbe celebrato il processo e poi, all'esito dello stesso, inflitto a De Propris la pena che riteneva equa e legale. Quindi sulla rilevanza credo che non possiate dubitare. L'altra domanda che vi dovete porre è se la questione che stiamo sollevando sia manifestamente infondata oppure no. Ripeto, non vi si chiede di valutare se la norma sia incostituzionale, vi si chiede di valutare solo se sia assolutamente evidente che la norma non sia incostituzionale. Anche il semplice dubbio in ordine alla costituzionalità della norma vi obbliga a sollevare, a proporre alla Corte Costituzionale la questione e vedere cosa dirà la Corte. Quindi non dovete chiedervi: ma questa norma è costituzionale? La vera domanda è: la questione che sta sollevando l'avvocato Ciampa e che prima hanno sollevato gli altri difensori è del tutto assurda, è del tutto campata in aria, tanto da farla ritenere manifestamente infondata, oppure no? E badate, perché questo ha un certo rilievo, che questa questione è già stata sollevata. Avete sentito, c'è un giudice dell'udienza preliminare di La Spezia che ha sollevato la questione, che è tuttora pendente. L'avvocato Spigarelli vi ha detto, io l'ho appreso oggi per la verità, è stato più diligente di me, che è stata sollevata analoga questione anche da un giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli. Però insomma c'è già stato almeno 1 o 2 giudici che hanno ritenuto che questa questione non sia manifestamente infondata, e dire il contrario vorrebbe dire che questo giudice o questi giudici abbiano preso un abbaglio. Ma vi è di più: la Corte Costituzionale ha fissato la trattazione di questa questione di legittimità costituzionale alla pubblica udienza del 20 settembre prossimo. Decisione che già da sola contiene un autorevolissimo e voglio sperare insuperabile vaglio in ordine
alla non manifesta infondatezza della questione. Mi spiego. La Corte Costituzionale ha delle regole sue, che peraltro si dà da sola. Ai sensi dell'articolo 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, il giudizio di legittimità viene fissato anziché in pubblica udienza solo in Camera di Consiglio in due casi: quando nessuna delle parti si è costituita, e non è questo il caso evidentemente, e se il Presidente della Corte Costituzionale, sentito il relatore, ravvisa che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza. Insomma, se il Presidente e il relatore della Corte Costituzionale ritengono che la questione possa essere manifestamente infondata, la fissano in Camera di Consiglio, altrimenti, se ci sono parti costituite, la fissa in pubblica udienza. Poiché la fissazione è stata disposta in questo caso in pubblica udienza, ciò vuol dire che il Presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Marta Cartabia, che è un ordinario di diritto costituzionale, e il relatore, che è il professor Francesco Viganò, ordinario di diritto penale, hanno esaminato la questione, si sono confrontati, l'hanno ritenuta non manifestamente infondata e l'hanno fissata in pubblica udienza. E credo che basterebbe questo per chiudere il punto in ordine alla non manifesta infondatezza, perché se qualcuno ritiene di saperne di più del Presidente della Corte Costituzionale e del relatore, oltre che del GIP di La Spezia, ma comunque entriamo nel vivo. Cosa lamentiamo? Lamentiamo innanzitutto la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che è quello che sancisce il principio di uguaglianza, sancito, ricordato, lamentato anche da quella scritta che è posta sulle vostre teste. Principio di uguaglianza che non vuol dire solo la legge è uguale per tutti o tutti sono uguali dinanzi alla legge, vuol dire anche che la legge deve disciplinare situazioni uguali in maniera uguale e situazioni differenti in maniera differente. E vuol dire anche che le differenze di trattamento fra le varie situazioni devono essere ragionevoli. Ecco perché si dice che nel principio di uguaglianza rientra anche il principio di ragionevolezza, perché laddove una certa disciplina risulti irragionevole, evidentemente lede il principio di uguaglianza. Nel nostro ordinamento esiste il giudizio abbreviato, può piacere o no, soprattutto fra i non addetti al diritto c'è la percezione della possibilità che possa sembrare non giusto che un soggetto possa avere uno sconto di pena sol perché chiede di essere giudicato con rito abbreviato. Non è questa la sede per discuterne, il giudizio abbreviato c'è, ci sono anche poi dei motivi posti a fondamento che rendono ragionevole questa disciplina, lo Stato ha un grosso risparmio nel celebrare un rito abbreviato anziché un giudizio ordinario e quant'altro. Comunque il giudizio abbreviato esiste e prima di aprile 2019 il giudizio abbreviato poteva essere richiesto con riferimento a qualsiasi delitto. Ora non più. Ora questa possibilità è preclusa per i soli delitti puniti con l'ergastolo. E la domanda che ci dobbiamo porre è: ma è ragionevole questa esclusione? E allora vediamo bene. Innanzitutto occorre considerare che i delitti puniti con l'ergastolo sono un vasto novero nel nostro ordinamento. Ci sono una serie di tipologie di reati di gravità palpabilmente diversa, che sono tutti puniti con l'ergastolo. E allora la prima domanda è: ma siamo sicuri che sia ragionevole escludere l'abbreviato per tutti questi reati? Mi spiego. C'è omicidio aggravato e omicidio aggravato. Siamo sicuri che Tizio che premediti la situazione, il reato commesso da Tizio che premediti di uccidere il rivale in amore, che è un delitto pacificamente punibile con l'ergastolo, per il quale è
attualmente precluso il rito abbreviato. Siamo sicuri che sia un delitto di pari disvalore, sia sullo stesso livello così di quello commesso da Caio mafioso, che premediti l'omicidio di un rivale in fatti illeciti, nelle sue attività illecite, per acquisire magari il controllo di un territorio e magari agisca anche con crudeltà verso la vittima per sottolineare il proprio controllo, la propria forza in quel territorio? Sono effettivamente due situazioni in cui in entrambi i casi il reato è punibile con l'ergastolo, in entrambi i casi non può essere richiesto il giudizio abbreviato. Siamo sicuri che sono situazioni di pari gravità e che l'esclusione della possibilità di accedere all'abbreviato sia ragionevole in entrambi i casi? I trattamenti identici per situazioni così differenti siamo sicuri che è ragionevole un trattamento identico processuale per situazioni così differenti? Forse il legislatore avrebbe dovuto, se voleva stabilire alcune preclusioni all'accesso all'abbreviato, selezionare tipi di reati e non fare riferimento semplicemente al tipo di pena, perché tipi di reati, che pure sono puniti in astratto con la medesima pena, possono avere gravità differenti. E ancora, esistono tuttora situazioni di delitti, più delitti, punibili con l'ergastolo, lo ha accennato l'avvocato Spigarelli, che oggi possono tuttora accedere al giudizio abbreviato. Ad esempio, un soggetto imputato di 2 sequestri a scopo di estorsione, reato che è punibile, diciamo in astratto, con la reclusione con 30 anni di reclusione in Italia, nel nostro paese, qualora venisse condannato tutti e 2 sequestri senza la continuazione, quindi sono 2 sequestri ideati e eseguiti in condizioni e in situazioni del tutto diverse, qualora venisse condannato a 30 anni per un sequestro e a 30 anni per l'altro, gli verrebbe di fatto inflitta la pena dell'ergastolo, perché il cumulo fra 2 condanne di 30 anni, secondo il diritto penale italiano, prevede l'applicazione dell'ergastolo. Però questo soggetto, badate bene, cioè un imputato di 2 sequestri di persona a scopo di estorsione non legati da continuazione, potrebbe chiedere l'abbreviato, perché può farlo secondo la legge italiana. Se così fosse, verrebbe condannato al massimo a 20 anni per un sequestro e a 20 anni per l'altro, e che poi insomma verrebbero ulteriormente abbattuti, ma questo non vi interessa, e eviterebbe l'ergastolo. È giusto una simile disparità di trattamento? Siamo sicuri che chi esegue 2 sequestri di persona a scopo di estorsione tenga condotte meno gravi, che so, di una madre che premediti di uccidere il marito dopo aver saputo che ha violentato la figlia, con reato che è punibile con l'ergastolo e per il quale l'abbreviato non può essere chiesto nel nostro ordinamento? Siamo sicuri che non ci sia una irragionevolezza in questa disparità? E ancora, la disparità di trattamento, l'irragionevolezza di questa disciplina è ancor più palese se, come nel caso di questo per cui si procede, l'ergastolo deriverebbe dalla contestazione di circostanze aggravanti. Mi spiego. Per l'omicidio in sé per sé, per un omicidio non aggravato, il giudizio abbreviato può essere richiesto perché è punito con la reclusione da 21 a 24 anni, quindi normalmente per un omicidio volontario è possibile chiedere di essere processati con rito abbreviato e ottenere in caso di condanna il relativo sconto di pena. Soltanto per gli omicidi aggravati, e peraltro soltanto in caso in cui vengano contestate certe aggravanti, la legge prevede commina per l'omicidio l'ergastolo, e soltanto in questi casi l'abbreviato non può essere chiesto. Con la conseguenza che nel caso in cui alla fine del giudizio di primo grado la Corte d'Assise dovesse ritenere che la Procura ha sbagliato
a contestare l'aggravante perché l'aggravante non sussiste e l'imputato avesse richiesto tempestivamente l'abbreviato, in questo caso la Corte di Assise può, nel ritenere l'insussistenza dell'aggravante, riconoscere la diminuente dell'abbreviato. Mi spiego. La Corte contesta a Tizio un omicidio premeditato, la Procura contesta a Tizio un omicidio premeditato, all'esito del giudizio la Corte d'Assise ritiene che la premeditazione non c'era perché è stato un delitto d'impeto, magari non era stato progettato con molto anticipo, e in questo caso la Corte può dire ok, visto che la Procura ha sbagliato, riconosciamo all'imputato quella diminuente di 1/3 visto che aveva chiesto in tempo l'abbreviato. Così non è, o parrebbe non essere, perché per la verità non è che ci siano applicazioni giurisprudenziali, visto che si tratta di una novella recente, così non è quando l'aggravante contestata che determina l'ergastolo sussiste ma viene bilanciata con un'attenuante che venga riconosciuta. Cioè, vi parlo di bilanciamento, capisco che stia parlando di qualcosa di strano. Nel nostro ordinamento, se voi doveste riconoscere all'esito del processo che agli imputati vanno concesse delle attenuanti, le generiche o altre che invocheremo, e che sussistono le aggravanti, dovrete pesare e verificare quale delle due, se sono prevalenti, se pesano di più le aggravanti, riterrete e applicherete solo l'aumento delle aggravanti, se pesano di più le attenuanti applicherete solo la diminuzione per quelle e è consentito anche il pareggio, in quel caso non Poi avvocato, se ci consente, ci saremo anche noi in Camera di Consiglio a spiegare determinate cose. Certo, però è il mio, credo che sia il tuo compito, capisco, sia mio compito spiegare. Posso ricordare però che il 491 sulle questioni preliminari chiede nei limiti della stretta esposizione, anche perché se ci sono memorie scritte... Sì, c'è anche un principio di lealtà processuale, stiamo ripetendo più o meno le stesse cose da questa mattina, quindi capisco che siete posizioni diverse, però magari se sottoponete alla Corte questioni nuove, poi questioni proprio da manuale, magari cerchiamo di evitarle, ecco. Per quanto il bilanciamento delle circostanze, non lo so, sono 2 anni che sta in assise e lo trovo nuovo. Io non so sinceramente se le persone che stanno sedute accanto a lei, ma quando sarà il momento, anche oggi sarà il momento di questa questione, saremo anche noi, no? Saremo anche noi ok, guardi che a pensare che è superfluo l'intervento del difensore si finisce per andare lontano. Io non sto dicendo che è superfluo, avvocato, sto dicendo che va contenuto, state ripetendo le stesse cose. Io normalmente in questa Corte da ampio... Ora queste ultime no, ma tutti i problemi sul 438, il comma 6 bis eccetera lo state dicendo da questa mattina. Credevo di averle esplicate magari in maniera più però, insomma, semplice, più accessibile alla componente popolare della Corte. Io la ringrazio, però se riusciamo a contenere entro dei tempi sì, non credo che durerà moltissimo, anche perché le altre 2 questioni sono parecchio più semplici, le mie quantomeno. Dicevo, nel caso di bilanciamento, cioè se voi riteneste che le aggravanti che determinavano l'ergastolo debbono essere bilanciate con delle attenuanti che riterrete, in questo caso parrebbe che secondo la disciplina vigente non dovreste riconoscere la diminuente per l'abbreviato, perché all'origine per quel delitto come contestato non era possibile infliggere l'ergastolo. Questo vuol dire che, tornando all'esempio fatto prima, la madre che uccide il marito dopo aver scoperto, che premedita l'uccisione del marito dopo aver scoperto che ha violentato la figlia, se riterrete prevalente l'attenuante della provocazione che potrebbe sussistere in questo caso, vi troverete a non poter, riconoscendo la premeditazione, a non poter dare a questa donna la diminuente dell'abbreviato che invece dovrete dare al soggetto al quale era stato contestato l'omicidio premeditato laddove la premeditazione non venga riconosciuta.
L'altro profilo di illegittimità che avevamo deciso di sottoporvi era quella della violazione dell'articolo 111 della Costituzione, che prevede che il processo debba avere una durata ragionevole. Durata ragionevole vuol dire anche che non debba essere irragionevolmente prolungato. Ora, l'abbreviato è un tipo di rito che consente all'imputato di essere giudicato velocemente. Questo abbreviato sarebbe durato un mesetto, credo che l'abbreviato dell'imputato Princi abbia già discusso la procura e si avvia a conclusione a fine del mese prossimo, credo di aver capito. Così non sarà per questo processo, che durerà evidentemente per parecchi mesi. Se avete avuto modo di vedere le liste testi presentate dalla procura e dalle difese, sono anche parecchio nutrite. Ebbene, questa riforma impedisce all'imputato l'accesso a un processo veloce che, badate bene, di fatto tutte le parti vogliono. La procura, che ha chiuso le indagini e quindi ha ritenuto di aver raccolto prove sufficienti, non ha necessità di un dibattimento per acquisire la prova della condanna, ritiene, se ha chiuso le indagini, di avere già raggiunto quella prova. Tanto più è vero in questo caso, in cui la procura ha chiesto il giudizio immediato, quindi ritenendo che sussista addirittura un'evidenza della prova. Gli imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato, evidentemente ritenendo che per loro è sufficiente l'attività di indagine svolta dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari per ottenere un giudizio equo. Però dobbiamo perdere tempo, perché il giudizio abbreviato non può essere celebrato laddove da tutti sarebbe voluto, e anche questa disciplina appare irragionevole. Per questo io mi riporterò alla memoria, che depositeremo tardivamente, sollevando la questione di legittimità. Vi chiedo di sollevare la questione di legittimità costituzionale. La seconda questione che intendiamo sottoporvi è quella della nullità dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma il 10 marzo 2020, con la quale, e nella parte in cui, è stata dichiarata la inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato proposta da De Propris Marcello per i capi B, C ed F della imputazione, ossia per la rapina, il porto dell'arma e la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con richiesta del 6 febbraio del 2020, De Propris Marcello chiedeva che si procedesse nei suoi confronti nelle forme del giudizio abbreviato senza porre condizione alcuna. Con ordinanza del 10 marzo, con quell'ordinanza che ho citato, il giudice per le indagini preliminari dichiarava questa richiesta inammissibile, argomentando che, quanto al capo A, ne abbiamo parlato sin troppo, la richiesta era evidentemente inammissibile perché il comma 1 bis dell'articolo 438 vietava l'abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo. Quanto ai capi B, C ed F, osservava il giudice delle indagini preliminari che, poiché gli imputati hanno espresso testualmente un chiaro dissenso alla trattazione separata dei diversi capi di imputazione in termini istanza a firma dell'avvocato Spigarelli, doveva ritenersi inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato anche per i capi B, C ed F. C'è un piccolo problema, che né De Propris Marcello né i difensori e procuratori speciali di De Propris Marcello hanno mai espresso un dissenso alla trattazione separata dei reati dell'abbreviato per i reati di cui ai capi B, C ed F. Sicuramente è vero che altre difese questa questione l'avevano posta, non quella di De Propris Marcello. Ergo il GIP non poteva dichiarare inammissibile per i reati satellite, li chiamiamo, insomma per i reati di cui ai capi B, C ed F la richiesta di giudizio abbreviato. Si badi che il GIP si interroga anche sulla ammissibilità dell'abbreviato parziale, cioè sulla possibilità di procedere in abbreviato solo per alcuni reati e per altri no.
Questo perché in realtà in precedenza la Cassazione aveva sempre affermato che l'abbreviato o si celebrava per tutti i reati oggetto dell'imputazione o per nessuno, non era consentito all'imputato chiedere l'abbreviato per alcuni reati sì e per altri no. Questo è un orientamento che era ben consolidato prima della riforma dell'articolo 438. Lo stesso GIP però in quell'ordinanza afferma che in effetti oggi, secondo lui, sarebbe ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato solo per i reati non ostativi, chiamiamoli così, sia per la particolare formulazione della norma. Nell'iniziale progetto di riforma di questo comma 1 bis dell'articolo 438 il legislatore aveva inserito che non è ammesso il giudizio abbreviato per i procedimenti per reati punibili per l'ergastolo, quindi facendo riferimento all'intero procedimento. Nel corso dei lavori parlamentari la parola procedimenti fu eliminata e attualmente si stabilisce che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti dall'ergastolo. Da ciò, deduceva il GIP, si può desumere che per i soli delitti ostativi, quelli punibili con l'ergastolo, l'abbreviato non è consentito. Per gli altri, secondo lo stesso GIP, l'abbreviato sarebbe possibile, stralciando quindi le relative posizioni, e c'è da dire, per quel che vale, perché non è che abbia un grosso valore interpretativo, però c'è una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che è stato chiamato a esprimere un parere in ordine alla riforma, che in questo parere affermava la possibilità di chiedere e ottenere il giudizio abbreviato solo per i reati non ostativi. D'altronde si osservava, altrimenti si rimetterebbe nelle mani del pubblico ministero, che può decidere quali processi, per quali reati procedere e per quali invece aspettare e magari procedere successivamente. Si rimetterebbe nelle mani del giudizio del pubblico ministero la possibilità di decidere arbitrariamente, liberamente insomma, di impedire all'imputato di accedere all'abbreviato per reati per cui l'abbreviato normalmente sarebbe possibile. Per questo vi chiediamo di dichiarare la nullità della ordinanza emessa dal GIP il 10 marzo 2020 limitatamente alla parte in cui ha affermato l'inammissibilità del giudizio abbreviato per i reati di cui ai capi B, C ed F, e restituire gli atti al GIP per l'ulteriore corso e per la celebrazione del giudizio abbreviato nei confronti dei propri Marcello per quei reati. La terza e ultima questione che io vado ad illustrare è quella relativa alla nullità del decreto di giudizio immediato per il reato di cui al capo A dell'imputazione, perché relativa a un reato diverso da quello per il quale Marcello De Propris è in custodia cautelare. Come sapete, perché è stato detto ormai mille volte, il pubblico ministero ha deciso di procedere contro tutti gli imputati nelle forme del rito immediato, che è un rito particolare nel quale si salta l'udienza preliminare che non viene celebrata e gli imputati vengono tratti direttamente a giudizio. Non c'è questo vaglio del GIP, del giudice dell'udienza preliminare, in ordine alla sostenibilità dell'accusa in giudizio, che normalmente invece viene fatto. Secondo il comma 1 bis dell'articolo 453, che è la norma in forza del quale il pubblico ministero ha formulato questa richiesta, il pubblico ministero può chiedere il giudizio abbreviato per il reato in relazione al quale la persona sottoposta a indagini si trova in stato di custodia cautelare. Ora, Marcello De Propris venne attinto da una ordinanza di custodia cautelare emessa il 27 novembre del 2019 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nella quale il reato di cui al capo A, l'omicidio, veniva così descritto. Del reato di cui, perché in concorso tra loro sarebbero con Pirino e Del Grosso e De Propris, per motivi futili cagionavano la morte di Sacchi Luca,
contestando quindi in quella ordinanza di custodia cautelare la commissione dell'omicidio con l'aggravante dei motivi futili. Null'altro. Il 22 gennaio del 2020 il pubblico ministero richiede l'emissione del decreto di giudizio immediato modificando sostanzialmente l'imputazione, così configurando l'imputazione, perché in concorso tra loro, sempre Del Grosso, Pirino e De Propris Marcello, per eseguire il reato di rapina al capo che segue, contestando quindi in fatto l'aggravante del nesso teleologico, cagionavano la morte, eccetera, e aggiunge in calce fatto commesso con premeditazione. Insomma, scompare qualsiasi riferimento, e questo ci fa sicuramente piacere, all'aggravante dei motivi futili, compaiono le aggravanti del nesso teleologico per eseguire il reato di rapina e della premeditazione, aggravanti mai contestate in precedenza, per le quali non era stata applicata la misura cautelare a Marcello De Propris, in ordine alle quali Marcello De Propris non è stato sottoposto a interrogatorio perché è stato chiamato a rispondere per un omicidio commesso per motivi futili, non a rispondere, a essere interrogato su un omicidio commesso con premeditazione in nesso teleologico. Non poteva pertanto essere accolta la richiesta di giudizio immediato relativamente al capo A perché relativa a un reato diverso da quello per cui De Propris Marcello era in custodia cautelare. Deve essere pertanto dichiarato in tale parte la nullità del decreto di giudizio immediato e disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso. E mi rimetto a quanto dirà l'avvocato Daniel Giudice per le altre questioni. Prego, avvocato. Sì, con permesso mi levo anch'io la mascherina. Presidente, signori giudici, sono tre questioni, come già anticipato dal collega Gianluca Ciampa, le questioni chiamiamole nuove, nel senso che non se ne è parlato sino ad ora in quest'udienza. Due questioni riguardano la posizione di Armando De Propris, la terza è comune a Marcello e a De Propris Armando. La prima questione è relativa, in realtà è una rinnovazione della richiesta di procedersi con giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria nell'interesse di De Propris Armando. Dobbiamo interrompere? No, si può alzare tranquillamente. Tutti? Avvocato, mi dicono forse vorrebbero una pausa. Perfetto, d'accordo. Allora ci rivediamo. I detenuti, eccoli, forse stanno arrivando. È tornata. Non riesce a lasciarci, avvocato. Dicevo, così come ha fatto l'avvocato Spigarelli per il suo assistito, le difese di De Propris Marcello reiterano la richiesta di abbreviato secco, se così possiamo dire, e quindi chiediamo che venga verbalizzato questo in questa sede. Per la posizione di De Propris Armando c'è rinnovazione della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria. Molto brevemente, già nella udienza fissata dal GIP Balestrieri, le difese di De Propris Armando condizionavano la richiesta di abbreviato all'esame testimoniale di un test Colombo d'Alila e in particolar modo aveva oggetto questa testimonianza quanto a sua conoscenza in merito alla imputazione unica contestata al De Propris Armando, al capo D, relativa alla disponibilità alla detenzione della pistola poi utilizzata per la commissione dei delitti di cui ai capi A e B. L'occasione, la fonte della conoscenza circa la disponibilità di quest'arma, nonché in ordine ai contenuti
di una intercettazione telefonica che viene valorizzata dalla Procura, intercorsa tra questo testimone e l'amica Chiara Gavioli, avvenuta il 29 novembre 2019 alle ore 16:05. Si sottolineava a questo fine la necessità di questa integrazione probatoria e la assoluta compatibilità di questa richiesta difensiva con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Vado velocemente. Il GIP rigettava, con motivazione che ho allegato alla memoria che produrrò, ritenendo non strettamente indispensabile ai fini della ricostruzione della vicenda questa integrazione istruttoria, potendo emergere la necessità di procedere a ulteriori adempimenti istruttori, compresi quelli richiesti a prova contraria dal pubblico ministero, e valorizzava nella ordinanza reiettiva il GIP il fatto che, leggo testualmente, il patrono dell'imputato ha dato atto di aver già eseguito nelle forme delle investigazioni difensive investigazioni già versate in atti e dunque utilizzabili da questo giudice. Ora, ovviamente si contesta con l'ordinanza reiettiva per una duplice serie di considerazioni. Intanto la ritenuta incompatibilità dell'integrazione istruttoria con le finalità di economia processuale. Il ragionamento di compatibilità e incompatibilità dell'adempimento istruttorio richiesto, secondo il dictum della Corte Costituzionale, sentenza 115 del 2001, va rapportato, quindi la compatibilità dell'integrazione istruttoria rispetto al rito prescelto, con riferimento al dispiego di tempo che richiederebbe il giudizio dibattimentale, non l'abbreviato cosiddetto secco, e non quindi con il giudizio allo stato degli atti. Ora è fin troppo evidente, anche in considerazione del dato ulteriore che voi avete acquisito, che noi abbiamo acquisito, costituito dalle liste testimoniali depositate dalle parti e della loro consistenza, quindi è fin troppo evidente che il discorso di economia processuale sia recessivo di fronte a questo ulteriore dato oggettivo, questa ulteriore evidenza. Sicuramente un'audizione di una teste che un'udienza avrebbe potuto deporre nella garanzia del contraddittorio delle parti sarebbe stato certamente compatibile. In più aggiunga, siccome già mi pare di aver capito che voi sapete che per quanto riguarda il processo stralcio di Princi, rispetto all'udienza comune tenutasi a marzo, è stato rinviato in un primo momento il 28 maggio del 2020, udienza nella quale il pubblico ministero ha concluso per la posizione del Princi, con rinvio ulteriore al 22 giugno, nella quale discuteranno i difensori dell'imputato e verrà emessa sentenza. Tenuto conto anche proprio di queste cadenze processuali del rito a forma contratta, quale l'abbreviata, a maggior ragione noi riteniamo che si poteva senz'altro disporre l'audizione della teste Colombo Dalila nell'ambito di quel procedimento, perché chiaramente la posizione del Princi e quella di De Propris Armando sarebbero state trattate congiuntamente dal medesimo GIP. Ne può dirsi valido il ragionamento del GIP in tema di possibile estensione del tema della prova a integrazioni istruttorie ritenute necessarie e dal GIP stesso e dal pubblico ministero. Si tratta di considerazioni meramente potenziali, meramente astratte, che non hanno alcun fondamento concreto. Dirò di più che con riferimento proprio alla lista testi depositata dal pubblico ministero non vi sono testimoni che debbano in particolar modo riferire in merito al tema della prova relativo al capo della imputazione. Questo per quanto riguarda il discorso della compatibilità. Per quanto riguarda il discorso della necessità dell'assunzione di questa ulteriore prova, la misura cautelare emessa nei confronti di De Propris Armando consegue a un originario rigetto da parte del GIP di una richiesta del pubblico ministero. A questo originario rigetto è seguita l'integrazione istruttoria costituita da una telefonata, quella che vi ho citato, di questa testimone che noi chiediamo di sentire, Colombo Dalila, nella quale in buona sostanza, nella memoria ho riportato proprio il passo, quindi ve lo risparmio, di fronte a una prima parte della telefonata in cui si attribuisce la paternità dell'arma a De Propris Marcello, quindi al figlio per intenderci, in un momento successivo dice la teste, cioè ma come si fa a prestare una cosa, sì te la presta e di mio padre e te la prr. Questo ulteriore elemento
ha determinato il GIP a ritenere fondata la successiva richiesta di emissione della misura cautelare, che è stata effettivamente emessa per il capo dell'imputazione. C'è da dire che in data 6 febbraio 2020 il GIP ovviamente richiama un dato processuale acquisito, questa difesa ha acquisito dalla signorina Colombo Dalila delle dichiarazioni versate ai sensi dell'articolo 391 bis, comma 2 del Codice Procedura Penale. Attenzione, mi preme sottolineare che non si tratta di sommare informazioni testimoniali rese al difensore, cioè in buona sostanza questa difesa non ha potuto, uso un termine, interrogare la Colombo Dalila su tutte le circostanze che la difesa avrebbe voluto ottenere, voluto sapere dalla testa. La Colombo Dalila ha rilasciato una dichiarazione scritta, quindi in buona sostanza senza possibilità del contraddittorio, allegando degli screenshot, delle fotografie tramite il cellulare, in relazione alle quali in buona sostanza Colombo Dalila dice: guardi, io ho appreso non da De Profis Marcello che l'arma gli era stata consegnata dal padre, ma in realtà ho appreso questo dato a seguito dell'arresto del padre in relazione alla notizie comparse sulla stampa. Quindi la fonte della conoscenza circa l'attribuibilità dell'arma al De Profis Armando, dice Colombo Dalila, versando agli atti anche gli screenshot delle notizie della stampa, del tutto compatibili ovviamente con gli orari dell'arresto e con la successiva telefonata che intercorre tra lei e l'amica Chiara Gavioli, che ha appreso dalla stampa della contestata detenzione dell'arma al De Profis Armando. Quindi per questo, poiché il dato investigativo è costituito da questa dichiarazione unilaterale, mi si passi il termine, sollecitavamo l'accertamento istruttorio finalizzato a dipanare ogni possibile contrasto tra le diverse fonti probatorie e a integrare in via fugare ogni dubbio in relazione a questi elementi della vicenda processuale che sicuramente necessitano di ulteriore approfondimento. È un dato incontroverso che l'attività istruttoria richiesta ai fini dell'ammissibilità della condizione cui è subordinato il rito a prova contratta debba avere carattere integrativo e non sostitutivo, cioè tutto quello che già presenta gli atti vale, ma ci sarà la integrazione di questa testimonianza. La valutazione circa la necessità dell'accertamento istruttorio non si identifica però con la assoluta impossibilità a decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, cito testualmente, da un lato l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro lato una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione tramite l'attività integrativa. Così Cassazione, sezione prima, sentenza 8082, imputato Visentin. È necessario che quel contributo istruttorio, il cui valore probante risiede nella oggettiva e sicura utilità, idoneità del probabile risultato probatorio, ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, di tal che nessun aspetto rilevante della regiudicanza rimanga priva di solido e decisivo supporto logico-valutativo. Così si pronunciano le sezioni unite. Ora, e contesto il dato del GIP, il provvedimento del GIP nella parte in cui sostiene che questa audizione sarebbe stata richiesta per un'interpretazione autentica della telefonata. In buona sostanza il GIP dice: abbiamo la telefonata, non abbiamo necessità di altro, ma in realtà l'oggetto della testimonianza sarebbe stato più ampio rispetto a quella che viene ritenuta un'interpretazione autentica della telefonata, perché le dichiarazioni unilaterali della Colombo non chiariscono i tempi, la causa, le modalità di acquisizione della pistola da parte di De Profis Marcello, la specifica provenienza della stessa, la durata della detenzione della medesima pistola da parte dello stesso e più in genere l'estensione delle confidenze ricevute da De Profis Marcello con riferimento alla vicenda complessiva oggetto del presente giudizio. Quindi si chiede in questo senso che l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'esame della teste Colombo Dalila, e questa è la prima questione, se così possiamo dire, che la difesa solleva. Secondo punto, molto breve anche qui perché c'è una memoria esaustiva, riguarda la costituzione di parte civile
della persona offesa imputata Chilennik Anastasia per la posizione della De Propris Armando, con specifico riferimento al capo della imputazione. L'avvocato Giuseppe Cincioni, difensore e procuratore speciale, si costituiva parte civile nei confronti di tutti gli imputati e per tutte le imputazioni contestate agli imputati. Apre e chiudo parentesi, anche in merito appunto al capo D dell'imputazione, anche al capo E dell'imputazione, che è un reato contravvenzionale, in buona sostanza. Quindi chiedo l'estromissione in questo senso della parte civile con riferimento al capo D dell'imputazione. Giova rappresentare, per quanto riguarda lo specifico capo di imputazione contestato al De Propris Armando, che al di là del dato numerico e il dato normativo richiamato, cioè quello relativo alla detenzione e al porto di arma, la descrizione fattuale della imputazione si riferisce alla mera e alla sola detenzione dell'arma. Non è in contestazione il porto in luogo pubblico aperto al pubblico dell'arma. E allora nella descrizione della causa petendi nell'atto costitutivo, che pure ho allegato chiaramente da parte della posizione della Chilennik, è chiaro che il difensore ha ritenuto che la propria assistita ha subito un grave pregiudizio quale conseguenza immediata e diretta della commissione della rapina, e su questo ovviamente non ci sono dubbi circa la possibilità di costituirsi parte civile per il capo B dell'imputazione. Il problema che sollevo, la questione che sollevo, è che questo nesso pertinenziale e conseguenziale viene esteso anche agli altri reati contestati considerati prodromo e antecedente logico-fattuale necessario. Cosicché anche la detenzione e il porto, in questo caso ripeto per De Propris Armando è contestato soltanto la detenzione, il porto, quindi un elemento fattuale antecedente, in quanto utilizzata quell'arma per la commissione della rapina, costituirebbero fattore causale immediato e diretto del pregiudizio subito dalla giovane. Ora, io ritengo che la mera detenzione di un'arma non integra e non potrebbe costituire una lesione immediata e diretta di un diritto soggettivo altrui, e costituisce peraltro un antecedente logico-causale a dir poco remoto, sia con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma che sanziona la detenzione di arma illegale, la dottrina in questi casi parla addirittura di reati senza vittima, insomma, sia in ragione di una interpretazione restrittiva che deve operare nella sede penale con riferimento alla possibilità un soggetto che si ritenga essere danneggiato da un reato, è un'interpretazione restrittiva che in sede penale deve operare con riferimento alla possibilità di costituirsi parte civile, da riferirsi quindi a casi di derivazione immediata e diretta del fatto illecito rispetto al diritto soggettivo leso. Io credo che non ci sia questo legame, questo stretto legame che consenta la costituzione di parte civile anche per il reato di cui a capo D dell'imputazione. In questo senso ne chiedo l'estromissione. Solo per il capo D, certamente, solo per il capo D. No, ma questa sì, Benedetti Riccardi sì. D, Domodossola. Ultima questione, signori giudici, Presidente, signori giudici, riguarda una problematica. Dicevo, ultima questione riguarda una problematica comune a De Propris Marcello ed Armando, che già in qualche modo avevo introdotto alla precedente udienza. Si faceva riferimento alla precedente udienza. L'imputazione che ti ho dato io. Scusi. Qualche... No, stiamo cercando un verbale. Prendi il verbale dell'altra udienza. Della precedente? Sarà in qualche... No, ma dobbiamo trovarla adesso, grazie, prego avvocato. Ultima questione relativa alle posizioni comuni sia di Marcello che di Armando, ed è una questione che già in qualche modo era stata preannunciata alla scorsa udienza. Ricorderete, alla scorsa udienza, in buona sostanza, siamo stati restituiti nel termine, o meglio, non era stato osservato il termine dei 7 giorni liberi per eventuali integrazioni di liste testi, e il fondamento fattuale sulla necessità di valutare
un'eventuale modifica delle liste testi era stata data dal fatto che c'era stata un'integrazione degli atti di indagine del pubblico ministero consistente. Tra gli atti depositati dal pubblico ministero, consistenti atti depositati dal pubblico ministero, diciamo nell'immediatezza, quasi nell'immediatezza dell'udienza, in particolar modo c'è stato il deposito di uno dei RIT fondanti il decreto di giudizio immediato, per cui le difese dei De Propris chiesero la copia del RIT. Il problema però non è risolto, perché nel decreto di giudizio immediato, tra gli atti posti a fondamento della richiesta da parte del pubblico ministero, figurano una intercettazione, quella che vi ho già citato prima, relativa alla posizione di Colombo Dalila nella lista degli atti del pubblico ministero contenuti nel decreto di giudizio immediato, compare al numero 40, e si fa riferimento alla singola intercettazione relativa all'utenza telefonica di Colombo Dalila. Al punto 57 sono comprese una serie di intercettazioni ulteriori, riguardano intercettazioni che sono state acquisite da altri procedimenti penali nel presente procedimento, quindi numero 40 e numero 57, altre intercettazioni relativi a due RIT 46, 89, 19, 50, 55, 19 relativa ad altro procedimento penale. Nel momento in cui veniva notificato il decreto di giudizio immediato, abbiamo consultato gli atti, in buona sostanza, verificando che per quanto riguarda un primo RIT relativo a un diverso procedimento, era stato in origine, il problema su questo RIT per quanto riguarda le registrazioni viene risolto, lo anticipo, inserita un CD con una telefonata, quella famosa della Colombo Dalila di cui chiediamo l'escussione, ritenuta rilevante dalla Procura per i motivi che ho già spiegato. In un primo momento era stata rigettata la misura cautelare nei confronti dei De Propris Armando, con quella telefonata il GIP ha ritenuto esaustivo il quadro indiziario per l'emissione della misura. Non erano presenti, rilevavamo, non sono presenti nel fascicolo delle indagini preliminari i decreti autorizzativi di questa intercettazione effettuata, né tantomeno degli atti posti a fondamento delle intercettazioni che sono state effettuate, né dei verbali di inizio e di fine intercettazione. Sono chiaramente questioni tecniche che i giudici popolari ovviamente anzi quasi sicuramente non sono in grado di comprendere allo Stato. Per quanto riguarda altri due RIT, i RIT sono i registri di intercettazioni telefoniche che sono stati acquisiti da altro procedimento, quindi sono due procedimenti diversi dal presente, nei quali procedimenti sono state effettuate delle intercettazioni che sono state ritenute rilevanti in questo processo. Il pubblico ministero ha inteso valorizzare alcune telefonate presenti nei due procedimenti diversi da questo e far confluire queste intercettazioni in questo processo per costituire la prova delle accuse che il pubblico ministero muove nei confronti degli imputati. Con riferimento quindi al secondo procedimento diverso e alle intercettazioni effettuate in quel diverso procedimento confluite qui, non sono anche qui presenti i verbali di inizio e di fine delle operazioni di intercettazione. Nel vostro fascicolo del dibattimento, signori giudici, sono presenti i decreti intercettivi, ma mancano le richieste e gli atti posti a fondamento di queste richieste, di questi decreti intercettivi che sono presenti nel vostro fascicolo. Oltretutto aggiungasi che quei decreti intercettivi richiamano già precedenti autorizzazioni, come spesso succede per prassi, relativi ad altri RIT del diverso procedimento che però che vengono richiamati ma non vengono allegati e quindi non sono presenti in questo procedimento. Quindi mancava, passatemi il termine, tanta roba. Di fronte a questa situazione, tenuto conto in primis della mancanza delle registrazioni, cioè proprio delle CD contenenti tutte le chiamate sia precedenti che successive a quelle ritenute importanti al pubblico ministero in questo processo, quindi preso atto della mancanza di tutte le telefonate con riferimento a quel numero di telefono che è stato oggetto di intercettazioni telefoniche, il 30 aprile 2020, è tutto allegato con attestazione di depositato, chiedevamo al pubblico ministero di questo procedimento
di darci la disponibilità delle registrazioni relative a questi 3 RIT, 2 sono di un procedimento e 1 di un altro. E in particolar modo con provvedimento 6 maggio 2020, e agli atti ovviamente lo alleghiamo, il pubblico ministero in un primo momento ci diceva che per quanto riguarda i RIT in uso a Colombo d'Aquila, il PM ha acquisito da quel diverso procedimento l'intercettazione telefonica, la singola chiamata, e l'ha depositata con gli atti autorizzativi di quella telefonata omissati. Omissati è un termine tecnico, nel senso che evidentemente, trattandosi di un procedimento diverso, ha avuto interesse la Procura a cancellare quelle parti, immagino, ritenute importanti e allo stesso tempo compromettenti qualora fossero divulgati all'infuori del diverso procedimento per cui si indaga tuttora, e quindi erano stati già depositati al Tribunale del riesame per la relativa udienza. In ogni caso si trasmettono all'ufficio TIAPS non presenti per l'inserimento al sistema. Il restante RIT, cioè le restanti telefonate rispetto alla singola telefonata valorizzata dal pubblico ministero, non è stato acquisito al presente procedimento e non fa parte del procedimento. Non luogo a provvedere quanto al deposito restante CD che fa parte di altro procedimento. Con riferimento, scusatemi se mi dilungo, ma è per comprendere la problematica, agli altri 2 RIT, quindi alle altre 2 intercettazioni telefoniche relative al secondo diverso procedimento, ancora una volta il PM diceva sono confluite soltanto le intercettazioni telefoniche seguenti, quelle che ha indicato nel decreto di giudizio immediato del pubblico ministero, complete degli atti autorizzativi e CD, seguiva l'elenco delle conversazioni, aggiungendo che tutto ciò che il pubblico ministero non ha inteso attingere dal diverso procedimento non fa parte del nostro procedimento e non può essere depositato, e che tutte le fonti di prova non acquisite al procedimento, derivanti da altri procedimenti e diverse dalle sopra indicate, già depositate, non fondano le determinazioni del PM, e che il difensore, dice il pubblico ministero istante, dispone di tutti i CD e gli atti autorizzativi del diverso procedimento in quanto i suoi assistiti sono imputati in quel procedimento. Infatti, dice il pubblico ministero, dal TIAP che ha potuto verificare è stata fatta richiesta di emissione di decreto di giudizio immediato con deposito degli atti a disposizione delle parti. Allora, a fronte di queste considerazioni del pubblico ministero, 2 giorni dopo depositavamo l'istanza ai pubblici ministeri dei 2 diversi procedimenti, chiedendo di poter accedere agli atti. Con riferimento al procedimento, ve lo anticipo perché vado per sintesi, al diverso procedimento nel quale in realtà solo io sono difensore degli imputati De Propris Marcello e De Propris Armando, devo dire questo. Con la richiesta del decreto di giudizio immediato le parti non sono messe in grado, nella condizione di poter accedere agli atti, è solamente con la emissione del decreto di giudizio immediato notificato alle parti che a quel punto siamo messi nelle condizioni di prendere atto di tutti il contenuto del fascicolo del diverso procedimento. In questo caso, vi anticipo e proprio cerco di essere più breve possibile, c'è stato, rispetto alle considerazioni di maggio del pubblico ministero, l'emissione del decreto di giudizio immediato per questo diverso procedimento, notificato il 29 maggio 2020, era un venerdì. Il 1° giugno sono andato a vedere gli atti del diverso procedimento, anche lì non c'erano i RIT, i CD con tutte le registrazioni a seguito mandate trasmesse al GIP, siete stati GIP quindi sapete come funziona. Ho fatto al dottor Carini richiesta di acquisizione e dei RIT e dei decreti intercettivi posti a fondamento delle intercettazioni telefoniche. Il 3 giugno è allegato, il GIP ha disposto l'acquisizione al PM procedente, ha disposto l'acquisizione di tutti gli atti completi con la ex articolo 416,2, ad oggi non c'è risposta, ad oggi non sono arrivati né i DVD contenenti le intercettazioni né i decreti intercettivi. Con riferimento all'altro procedimento nel quale noi non siamo difensori e che riguarda in buona sostanza la posizione, l'intercettazione effettuata nei confronti di Colombo d'Aquila, la singola telefonata, Remedius perpensa, 2 giorni prima della precedente udienza, effettivamente il pubblico ministero ci metteva a disposizione il RIT di cui abbiamo chiesto copia
e quindi di cui siamo entrati effettivamente in possesso di tutte le telefonate, quindi non solo quella valorizzata dal pubblico ministero. Sì, certo. Mi scusi avvocato se lo interrompo, ma per un'esigenza di comprensione, perché ha spiegato tutte queste cose, ma io adesso alla fine non ho capito che cos'è che le manca. Cioè, siccome era il problema di cui abbiamo discusso l'altra volta, su cui avete avuto il termine per avere gli atti di cui anche l'avvocato Ciampa aveva illustrato, adesso siccome lei sta riproponendo tutta la questione, io non ho capito qual è il problema rispetto alla questione preliminare che lei oggi sta trattando. Mi sarò persa io, però mi sembrava un problema risolto questo adesso. Non del tutto. E allora magari se andiamo a capire e soprattutto come la Lega in termini di questione di nullità, perché se no io sono un po' confusa francamente. Stavo arrivando al punto. Vi dicevo, due procedimenti diversi in relazione al quale sono state acquisite in questo procedimento i RIT e le intercettazioni telefoniche. Il sabato prima dell'udienza precedente, che era un lunedì, effettivamente il pubblico ministero ci ha dato le registrazioni relative alla posizione di Colombo Dalila. Con riferimento a questo diverso procedimento, a questo RIT, mancano allo Stato, non abbiamo potuto vedere, sia i decreti intercettivi posti a fondamento, sia le richieste al pubblico ministero, i verbali di inizio e fine intercettazione, gli atti posti a fondamento dell'originario decreto che autorizzava le conversazioni. Quindi, come dire, ma ci mancano gli aspetti procedurali dell'autorizzazione, sebbene la sostanza ci sia, cioè le registrazioni le abbiamo avute e ne abbiamo chiesto copia. Con riferimento all'altro procedimento, nel quale ci sono due RIT, non abbiamo mai allo Stato, perché il PM di questo procedimento ci dice le altre intercettazioni di quei RIT non ci riguardano e quindi per me io non vi do questa autorizzazione, né il PM di quel procedimento ha ancora risposto alla richiesta che il GIP ha fatto a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato di integrare il fascicolo del pubblico ministero acquisito dal GIP con i RIT e con i decreti autorizzativi, le richieste, gli atti a fondamento, verbali di inizio e fine intercettazione, e quindi è ancora pendente presso il diverso, tutto documentato Presidente chiaramente. Al 3 giugno mi è stato notificato il provvedimento del dottor Carini, in cui il dottor Carini dice visto si dispone l'acquisizione urgente al pubblico ministero per l'ulteriore corso. A lunedì, chiedo scusa, non c'erano novità nella cancelleria, quindi a ieri nella cancelleria del GIP Carini ancora non risultavano pervenuti, quindi ribadisco, i RIT, quindi le registrazioni vere e proprie, e i decreti, le richieste, gli atti a fondamento di quei decreti, di quelle intercettazioni lì. È un procedimento quindi che pende con immediato. Io guardi, proprio ad abbondantiam, dice che ce l'ha messo, che c'è nella memoria sua, c'è tutto. Ad abbondanza, Presidente, mi è arrivata sabato una comunicazione del PM, credo di poterlo dire, dottoressa Spinelli, che è competente per questo procedimento di appuntamento giovedì a mezzogiorno. Mi è arrivato sabato. Ma questo procedimento rispetto a questo ci fa capire l'imputazione, che cosa? Questo procedimento rispetto a questo? 73. 73. Sì, è DPR. A carico di Colombo? No, a carico di De Propris Marcello. Ah, De Propris Marcello. Quindi, in buona sostanza, in un processo per 73 a carico di Propris Marcello sono state poi captate delle intercettazioni ritenute rilevanti. Che sono state riversate in questo. Che sono state riversate in questo. In buona sostanza, non vi anticipo nulla perché poi lo verrete a sapere, sono le telefonate con Valerio Del Grosso. Del 23 ottobre, insomma, del periodo di poco antecedente e di poco successivo. Le vogliono tutte. Apro e chiudo parentesi perché capisco la vostra stanchezza e anche la nostra, e la questione di diritto sottesa a tutte queste nostre considerazioni è evidente, cioè dateci, la Procura ci dia la possibilità di verificare intanto se ci sono delle intercettazioni che possono avere rilievo per la difesa. Credo che
di fronte a una discovery realizzata con l'esercizio dell'azione penale, noi dovremmo essere messi nella piena condizione di poter valutare non la singola telefonata che il pubblico ministero ha inteso selezionare nel diverso procedimento, ma tutte le telefonate di quel RIT, perché magari potrebbero essercene alcune antecedenti o anche successive, apro e chiudo parentesi, come noi abbiamo ritenuto per l'unico RIT che ci è arrivato completo di Colombo Dalila, di cui intenderemo chiedere a voi la trascrizione. È evidente, no? Perché se in una telefonata un soggetto dice ho ucciso io questa persona, ma nella telefonata successiva dice in realtà mi sono inventato tutto, è interessante anche sapere la seconda telefonata, avere la seconda telefonata trascritta. È evidente, ma ripeto, mi riporta alla memoria perché mi sono dilungato sin troppo, che la mancata acquisizione degli atti, dei decreti autorizzativi porta a un vulnus, perché la conseguenza non si è motivato il fondamento delle intercettazioni e quindi sarebbero inutilizzabili i RIT, insomma, in buona sostanza, secondo il richiamo del 268 e 270 codice di procedura penale. Quindi deve depositare anche lei adesso? Quindi ho questa memoria nel quale ho tutti gli allegati. Anche per lei vale quello che ho detto prima all'avvocato Spigarelli. No, veramente, aiutateci, perché se c'è un'emergenza in atto ci sono dei protocolli. Me ne rendo conto. Va bene, la dovete comunicare un po' a tutte le parti. L'abbiamo già data alle parti civili. Perfetto. E dobbiamo adesso dare la copia al pubblico ministero. E chiudo. Il pubblico ministero, se l'avessimo avuta l'avremmo girata noi come è capitato l'altra volta. E che adesso ovviamente se devo interloquire non posso leggere, quindi quello che non so se hanno finito, era solo una trattenuto in memoria replicherò. Il ministero ancora credo che deve interloquire un avvocato. No, non so se ci sono altre questioni preliminari che vanno. Queste sono, insomma. L'avvocato Ciampa l'ha fatto, il giudice l'ha fatto, loro. Ah no, c'è l'avvocato Cincioni effettivamente. L'avvocato Cincioni non c'ha problemi con l'abbreviato, non c'ha eccezioni. Meno male. Così no. Il tema è il seguente, non ho a mio sommesso avviso nemmeno interesse ad interloquire sulle questioni poste, evidentemente per una diversità di posizione rispetto alla questione di legittimità costituzionale, perché sono Prego, la mia assistita è attinta da un'imputazione per la quale non ha scelto, parliamo. Perfetto. Non ho nemmeno, lo anticipo, a mio sommesso avviso, tranne poi dopo il pubblico ministero interloquirò brevissimamente sulla questione che pone il collega sulla questione della Costituzione parte civile per il capo D, a mio sommesso avviso non ho nemmeno legittimazione in qualità di parte civile a interloquire sulla questione di legittimità costituzionale, perché attiene alla scelta del rito che pertiene, questione che poi rifluisce in termini di dosimetria e che decampa dal perimetro. Concordiamo, benissimo. Vuole interloquire sulla questione, speriamo che ricapiti, diciamo. Vuole interloquire per quanto riguarda la costituzione di parte civile della sua assistita per tutti i reati? Allora, guardi Presidente, io credo di non scontentarla neanche in questa occasione. Mi riporto al provvedimento ammissivo, perché la questione era stata già posta, non ne faccio una questione di preclusione dell'evidenza, e mi riporto a quello che ha scritto il dottor Balestrieri. Sì, di Balestrieri, che ce l'abbiamo, no? Dobbiamo chiedere? Ci manca il verbale e la missione delle parti civili, forse? Allora, le parti civili sono state, noi ci siamo costituiti tutte le parti civili, non vado in campo altrui, all'udienza di ammissione del rito abbreviato. Lo facemmo presente alla scorsa udienza, non si pose questione, ma naturalmente non è una questione, come dire, preclusiva, non è fatta una questione di cadenza processuale. Lo ricordo alla Corte perché lo ricordo come momento in cui c'è stata l'effettiva Costituzione e quello a cui potete fare riferimento per valutare il contenuto dell'atto, che io in copia ve ne avesse bisogno. Con riferimento all'interlocuzione sul tema della legittimazione alla Costituzione di parte civile per la detenzione dell'arma, ritengo che siano da condividersi, a mio avviso, le considerazioni che ha speso il dottor Balestrieri in questo provvedimento. Solo che non abbiamo... ripeterei un qualcosa di inutile. Non abbiamo trovato il verbale. Il verbale di udienza non lo abbiamo, ma ho legato in allegato 6, quello che viene definito... L'allegato 6 dell'avvocato giudice. Sì, intercalare verbale di udienza 10 marzo 2020 in cui si provvede sulla Costituzione. Dice che è l'intercalare 6, l'allegato 6? Sì, è così. Allegato 6, trovo. Della memoria difensiva di De Propris Armando. Vediamo di recuperarlo. Controlliamo se ce l'abbiamo negli atti, magari non lo Il pubblico ministero non ha tutti gli atti oggi, quindi non possiamo chiederglielo.
Se può farselo recapitare, grazie. Che non l'ho trovato. Se non ha problemi a chiamare la segreteria magari a farcela avere, così possiamo meglio valutare. Allora, sì, avete quindi tutto concluso? Presidente, noi come parti civili vorremmo poi interloquire sulle questioni sollevate, che sono però collegate solo al capo A per il quale noi siamo costituiti parti civili. Quindi magari in coda al pubblico ministero. Facciamo pubblico ministero e poi voi. Grazie. Allora, giudice, signor Presidente, la considerazione che lei ha già fatto e che non serve né a prendere tempo né a giustificare il fatto che io andrò a essere molto sintetica, perché poi ognuno si dà delle sfide intellettuali, per me è quello di cogliere il senso degli interventi e delle eccezioni e andare al cuore delle questioni. Però sicuramente nessuna di queste questioni così argomentate in questa forma e con queste articolazioni mi è stata sottoposta in precedenza. Comunque credo di avere individuato le questioni principali, quindi se ne ho messa qualcuna è perché o la ritengo assorbita o appunto nella congerie di questioni, alcune delle quali non sono sicuramente preliminari. Tra gli interventi e il momento in cui mi si dà la parola, se non altro, ho perso anche un po' di concentrazione, ma vado, come dicevo, per sommi capi. Mi si consente al termine facilmente alle ultime questioni che non ho compreso, nel senso che tutte le questioni che attengono alla possibile non utilizzabilità di atti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale ha un senso nel momento in cui quegli atti, sono affetti da nullità assolute. Se il problema, cioè nullità genetica, nel senso che l'esercizio dell'azione penale si basa su elementi inesistenti o assunti in violazione di legge, cosa di cui l'ultimo difensore intervenuto non è stato in grado di documentare. Si parla invece del fatto che sono poste a fondamento del giudizio immediato intercettazioni rilevanti e messe a disposizione delle parti anziché altre, la cui rilevanza peraltro è del tutto ipotetica. Potrebbero esserci nei procedimenti dai quali quelle intercettazioni sono tratte legittimamente ai sensi dell'articolo 117 altre possibili intercettazioni favorevoli, cosa che in teoria può valere per tutti i procedimenti e tutte le intercettazioni in corso. Il materiale che il pubblico ministero utilizza, soprattutto se tratto da altri procedimenti, è quello, e su quello fonda le sue determinazioni, ho provato a dirlo nel provvedimento. Nel momento in cui poi l'avvocato, il difensore, ha elementi per ritenere che ci sono elementi favorevoli, ecco perché non c'è meglio essere perpensa. Nella seconda istanza si dice che si sa che ci sono elementi favorevoli. Ora capisco perché è stata depositata una dichiarazione scritta di Colombo Davila, perché evidentemente si sapeva che c'erano altre intercettazioni utili di Colombo Davila e io, dato che non era stata neanche depositato il resto, cioè perché sta in un altro procedimento, l'ho messa a disposizione perché avrei dovuto, documentare tutti i passaggi nel momento in cui non sono utilizzati ai fini del processo, sono utilizzati ai fini difensivi. Chi li contesterà la illegittimità? Se intendono, la logica però ci deve aiutare, se intendono utilizzarli e qualcuno eccepisce che non sono state assunte regolarmente, tradurrò i decreti autorizzativi, eccetera. Se invece vuole utilizzare il difensore, e men che meno io farò una questione che sono geneticamente affette da vizi, quindi credo di aver fatto rilevare che questa questione non è preliminare, questa è una questione che nel momento in cui saranno chieste le prove e le trascrizioni, il difensore chiederà la trascrizione anche di questo rito, dei riti che non fanno parte del processo, quindi non è che io non li ho acquisiti per una scelta arbitraria, mi sono stati trasmessi da un altro procedimento perché, guarda caso, il giorno dell'omicidio erano intercettati alcuni soggetti e doverosamente sono stati trasmessi questi elementi a questo giudice, e solo quelli.
non è che sono stati trasmessi intercettazioni non pertinenti, ma pertinenti solo ai fatti per cui procede un altro PM e di cui c'è giudizio immediato. Quindi credo che sia tutto fisiologico, comprensibile, fermo restando che se poi il difensore, ottenendo la copia di tutte le registrazioni, ne ritenga alcune favorevoli di cui chiederà a voi la trascrizione, munito del supporto, certo non mi opporrò. Ritengo che se fossero stati rilevanti, ugualmente il PM ce le avrebbe trasmesse le altre, quindi ritengo di avere del tutto correttamente utilizzato quelle pertinenti, depositate e messe a disposizione delle parti. Quindi questa è una questione semmai di utilizzabilità o di estensione della richiesta di trascrizione che immagino verrà nelle udienze successive. Andiamo invece alla questione dell'abbreviato. Ricordo perfettamente che furono chiesti gli abbreviati, mi riferisco alla posizione per la quale c'è stata la richiesta di abbreviato condizionato e il rigetto del GIP. Ora, è chiaro che voi potete sempre recuperare, mi è capitato in dibattimento di vedere recuperati degli abbreviati, anche condizionati, perché si è rivalutato il fatto che quella integrazione probatoria effettivamente fosse di così complessità da non giustificare il suo svolgimento. È una valutazione del collegio della Corte assolutamente possibile. Ovviamente in questo caso però, non essendo l'unico imputato, dovreste separare la posizione e verosimilmente dovrebbe essere poi trattata da altra Corte, perché è chiaro che costituirebbe poi una pronuncia anche su quella posizione, utilizzando il materiale, una causa di incompatibilità. Su questa è una vostra valutazione, che ovviamente però mi porta al tema della separazione, perché alcune questioni, la separazione delle posizioni in un procedimento può essere sempre chiesta, quindi ai sensi dell'articolo 18 che è richiamato dall'articolo 491, se c'è un'esigenza di trattare proprio per la questione che impedisce la trattazione con abbreviato solo dell'omicidio e quindi indubbiamente una dilatazione dei tempi, questo è indubitabile, ma anche su questo farò un intervento di chiarificazione rispetto alla lista testi. In questo caso si può chiedere la separazione. Peraltro io non sono stata, devo dire la verità, neanche investita da Balestrieri GUP se era auspicabile fare la separazione, che invece è stata, credo de plano, ritenuta non possibile, della posizione di De Propris Armando, perché io non ne ho memoria. Ho letto che c'è un'ordinanza fuori udienza del 10 febbraio, di cui sicuramente il mio parere non è stato acquisito. Ma, ripeto, questa è una questione che se si collega poi a una richiesta di separazione, noi sappiamo che il 18,2 dà la possibilità del consenso, quindi anche al di fuori delle condizioni, se c'è consenso delle parti si possono sempre separare, quindi io ritengo che alcune delle lunghe questioni si potevano risolvere chiedendo anche una separazione. Vado invece all'eventuale abbreviato per i reati non ostativi. In questo caso indubbiamente il GUP si è rifatto all'orientamento, diciamo, granitico della Cassazione, che se ricorderete in relazione alla questione precedente di costituzionalità, quindi tra il 91 e il 97, aveva stabilito che il processo cumulativo, cioè quando ci sono più contestazioni e solo una è ostativa, è preferibile per evitare la parcellizzazione e quindi in realtà separare le contestazioni, i delitti per i quali non vi sono ostacoli alla celebrazione dell'abbreviato, non è tanto un problema di natura legislativa, processo, procedimento, ma è proprio l'orientamento della Cassazione. Credo che molte delle pronunce che hanno affrontato sia il tema della questione di costituzionalità, perché insomma è stato posto diverse volte e molte volte ritenuto peraltro manifestamente infondato, ma ci andremo rapidamente, ha anche trattato la possibilità di separare, e quello che fa ostacolo non è una disposizione legislativa, è questo orientamento della Cassazione, che molte delle corti investite accanto alla questione di costituzionalità della nuova disposizioni ostative in caso di reati puniti con l'ergastolo alla celebrazione del rito con giudizio abbreviato, hanno anche richiamato questo orientamento della Cassazione e appunto pone a livello interpretativo, per quanto autorevole,
questo limite. A questo punto, ovviamente, anche considerato che questo mi porta anche al concreto della situazione che si è creata con sicuramente una sospensione dei termini del processo, indubbiamente siamo andati oltre rispetto alla prima udienza che era prevista, per cui ormai in ogni caso quel tempo che si poteva eventualmente, recuperando una separazione, ottenere, ormai il processo unico anzi finisce per essere quello più spedito a questo punto, perché il parallelo di più processi comporterebbe la necessità di coordinare anche l'assunzione dei testi e delle perizie traspettive, cioè a questo punto è diciamo più la situazione di fatto che fa superare tutte le considerazioni, pur appunto dovendo ricordare che c'è questo orientamento di Cassazione del tutto sfavorevole in caso di processo cumulativo alle separazioni. Questione invece, vado diciamo a ritroso a ripercorrere le questioni. La questione prima di tutto dell'ambito di valutazione del giudice, poi io ritengo che la questione siano manifestamente infondate, ma andiamo con ordine. Dobbiamo valutare che è stata fissata l'udienza. Basta leggere il regolamento della Corte Costituzionale, se il difensore ci avesse anche detto se ci sono meno costituzione delle parti, magari avremmo potuto trarre anche una valutazione che secondo me non è sempre facile, perché la Camera di Consiglio, a fronte di una manifesta infondatezza, può essere fissata a preferenza dell'udienza pubblica. Quindi in realtà quell'argomento non significa nulla. Noi ad oggi non sappiamo cosa sarà l'orientamento della Corte, tanto più che non sappiamo se ci sono parti costituite, che impone, circostanza che impone, la fissazione dell'udienza. Quindi io sgombrerei il campo da alcuni argomenti meramente suggestivi e andrei invece proprio alla questione, perché vedete queste questioni che poi si possono porre in relazione oggi appunto alla nuova disposizione, ma la questione si era già posta in passato, quindi la Corte si è già pronunciata, quindi ci sono dei principi già affermati dalla Corte Costituzionale che sono perfettamente calzanti e quei richiami sono quelli che hanno portato a dichiarare la manifesta infondatezza, per questo mi viene abbastanza, diciamo, naturale evocarli. Sgombriamo anche il campo dal caso di La Spezia, perché la Corte avrà facilmente modo di vedere che il caso di La Spezia è talmente particolare perché l'evento morte si produsse in quel caso dopo la modifica legislativa, in quel caso talmente diciamo sui generis che non può che essere considerato a sé. A fronte di questo caso e di altri di cui non ho conoscenza, ci sono tutte le altre ordinanze invece che hanno dichiarato la manifesta infondatezza. Allora, quali sono i parametri costituzionali? Prometto di essere breve e lo sarò. Quindi l'articolo 3 e l'articolo 111. Quindi violazione prima di tutto del principio di eguaglianza e ragionevolezza. La Corte Costituzionale, richiamo l'ordinanza 22 novembre 2006 numero 455, ha già affermato che la preclusione all'accesso ai riti premiali per talune tipologie di reato costituisce una scelta di politica legislativa che può essere soggetta al vaglio di legittimità costituzionale solo ove non sorretta da alcuna ragione giustificativa. Ebbene, i reati puniti con l'ergastolo, sebbene profondamente differenti quanto a condotte e posti notoriamente a presidio di beni giuridici diversi, questo lo ricordavano i difensori, sono accomunati dal fatto che per il legislatore l'unico in grado di effettuare una simile valutazione, questo poi lo dobbiamo ricordare, no? Siamo tutti soggetti alla legge, io lo ricordo sempre molto bene, in detta tipologia di delitti è insito il massimo grado di disvalore riconosciuto dall'ordinamento. Quindi la collocazione al vertice della scala di gravità delle pene che sono prefigurate dalla legge giustifica e rende incensurabile l'opzione legislativa di applicare a detti reati un trattamento sostanziale e processuale più severo. Questo mi sembrerebbe un argomento assolutamente tranciante ed è l'argomento che è stato evocato in tutte le
ma assai più numerose ordinanze in cui la questione è stata ritenuta manifestamente infondata. Sono state poste anche in relazione per esempio all'articolo 27, ma vedo che oggi invece viene posto soprattutto in funzione del giusto processo, della celere definizione delle posizioni, in relazione alla ormai, se prima era diciamo una materia da iniziati, io tra l'altro me ne sono occupata proprio per lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo, oggi fa parte, e veramente ius receptum, nel momento in cui si pone la giurisprudenza della CEDU al vertice dello stesso ordinamento, rispetto, in una posizione soprattutto rispetto anche alla stessa materia costituzionale. Allora, l'argomento è, nel momento in cui c'è la necessità di una celere celebrazione del processo, soprattutto a fronte di imputati e detenuti, è chiaro che l'aspetto di deflazione del rito abbreviato unito alla premialità rende irragionevole, anche se il parametro del 111 è il giusto processo, ma insomma rende evidentemente molto censurabile sul piano del rispetto dei principi anche dell'articolo 6 CEDU questa scelta legislativa. In realtà io in astratto potrei anche ritenere che la celere definizione è ovviamente un valore che ha moltissime ricadute positive sull'ordinamento, quindi non è solo diciamo, un interesse, un diritto, anzi, dell'imputato, ma in realtà è proprio un interesse del sistema. Però questa scelta rientra anche in questo caso nell'ambito di quella discrezionalità che, se non è affetta da assenza di ragioni giustificative, rientra nel potere del legislatore. Quindi è chiaro che il rito abbreviato determina una rilevante accelerazione nella definizione dei procedimenti, però prevedere dei limiti, delle condizioni di accesso a percorsi differenziati, cioè lo consente ovvero non lo consente, in funzione però di particolari reati, che sono quelli che in astratto sono i più riprovevoli e più odiosi per la collettività, non può considerarsi una scelta che viola i principi costituzionali. Tra l'altro, qual è un po' il paradosso? Che vanno giustamente sollevati dagli imputati, ma nello stesso tempo gli imputati che sono portatori al diritto all'assunzione delle prove in contraddittorio, il che naturalmente se fa ritenere che sia centrale, e richiama ancora l'articolo 6 CEDU, il processo nel quale la prova non si forma diciamo, per iscritto, ma si forma nel contraddittorio, in realtà l'interesse maggiore è allo svolgimento del dibattimento. Però, proprio perché sussistono altri interessi, la contemperazione, basta che il percorso del legislatore non sia arbitrario, cioè che l'esercizio del potere legislativo sia sempre soggetto a criteri di verifica di ragionevolezza nel rispetto degli altri principi costituzionali. Per cui in questo caso, a fronte dell'indubbio risparmio di tempo e dell'esigenza di processi celeri, e quindi di ottenere una rinuncia a un diritto al dibattimento, voi capite come questo argomento contenga un minimo di fallacia logica. Ma andiamo al concreto. Il rito abbreviato, che fa indubbiamente contrarre i tempi del processo, non per questo fa rendere il dibattimento una scelta non preferibile, anzi è il contrario. Che cos'è la ragionevole durata? E voglio essere concreta perché secondo me anche nella concretezza si riducono anche i tempi dei processi e delle udienze. È vero, la lista testi è molto lunga, così vado anche al concreto, ma la lista testi per quello che riguarda il pubblico ministero, poi c'è sempre la possibilità che ovviamente venga recuperata. Io già alla prossima udienza selezionerò la richiesta di ammissione, perché indubbiamente una lista che era presentata per l'udienza del 31 marzo è una lista che già deve scontare dei mesi di sospensione, non che cambi, come dire, il criterio di completezza e di selezione degli elementi che devono essere portati correttamente, però è anche vero che ci sono delle posizioni ripetitive, per dire, anche nella polizia giudiziaria, quindi io mi impegno fin d'ora, proprio perché il principio della ragionevole durata significa che le udienze devono avere una durata a loro volta ragionevole, perché il tempo del processo è il tempo che somma le durate delle udienze, e le durate delle udienze sono le prove che vengono richieste. Quindi io stessa procederò a limitare
per evitare d'altro canto le viste sovrabbondanti, e la legge che lo prevede, possono essere ridotte d'ufficio, questo è un potere molto importante da parte della Corte, in modo che non ci siano ripetizioni, superfluità, sovrabbondanze. Quindi anche io mi impegno fin d'oggi, proprio per contemperare tutte le esigenze e soprattutto provare a tenere conto di un fatto oggettivo qual è stata una sospensione che peraltro non ha comportato la decorrenza dei termini di custodia, quindi mi rendo anche conto che sia in questo senso anche giusto, quindi terrò conto e procederò concretamente anche io stessa a chiedere l'ammissione delle prove, riducendo quelle, soprattutto le testimoniali ripetitive. Quindi la ragionevolezza, e concludo questo aspetto, del tempo necessario a istruire un processo deve parametrarsi al rito concretamente celebrato, quindi agli interessi e ai beni giuridici in via di tutela coinvolti, quindi non potendo quella che è un'eccezione, mi ricollega a quello che ho detto prima, in realtà è l'eccezione, l'abbreviato, quindi assurgere a metro della durata del procedimento, perché è chiaro che con il dibattimento le garanzie sono maggiori per l'imputato. Quindi questa fa sì che non sia una questione che è manifestamente infondata, ed è proprio in questi termini che è stata decisa dalle, voi sicuramente avete avuto la possibilità di raccogliere dalle precedenti ordinanze. Quindi io ritengo che voi possiate serenamente dichiarare la manifesta infondatezza della questione con tutte le sfumature con cui è stata presentata, perché andando veramente in estrema sintesi ai cuori del problema, le questioni sono queste, e l'ultima questione, quella cioè della possibilità di recuperare la diminuente qualora all'esito del dibattimento si ritenga di escludere o di bilanciare le aggravanti, che sono poi la causa della preclusione alla celebrazione del rito abbreviato, ritengo che compensi anche da questo punto di vista, come fisiologicamente avviene sempre, il rigore di quella scelta. Né convince il fatto che anziché essere passati per l'udienza preliminare si è scelto il rito immediato, che oggi, e poi vado ad affrontare la questione del giudizio immediato, sembra essere divenuta uno strumento penalizzante e punitivo per gli imputati detenuti, tutt'altro, cioè, basta leggere la relazione illustrativa, è proprio il contrario, cioè imporre per gli imputati detenuti ovviamente con quello che si chiama giudicato cautelare, cioè con una formazione del giudicato sulla posizione cautelare, anzi è un'estrema garanzia, e porre un termine certo. Quindi ritengo che anche un'interpretazione costituzionalmente orientata, perché poi non capisco perché se invece il percorso è il giudizio immediato, e peraltro i difensori, per non incorrere in decadenza ai fini di un'interpretazione costituzionalmente orientata, quale certamente poi in ipotesi e qualunque corte adotterebbe qualora si fosse arrivati alla determinazione di escludere le aggravanti o portarle in giudizio di bilanciamento con altre attenuanti, non si procederebbe ad applicare la diminuente in quanto non si è pervenuti dall'udienza preliminare? Sicuramente no. Cioè, è chiaro che al di là del dettato legislativo si arriva alla soluzione, come dire, potendo scegliere un'interpretazione anziché un'altra, soprattutto perché non c'è nessun tipo di decadenza, avendo tutti proposto sia dinanzi al GUP, che ha addirittura fissato un'udienza per poter, come dire, cristallizzare queste richieste di abbreviato, quindi non c'è decadenza, è evidente. Oggi sono state tutte riproposte, ritengo che il sistema che impone al giudice, prima di fare una questione di costituzionalità, anche di prescegliere tutte le interpretazioni che siano conformi alla Costituzione, di adottare, quando ce ne saranno i presupposti, tutte le interpretazioni che tendono ovviamente al rispetto, alla salvaguardia dei principi costituzionali. Quindi anche questa questione mi sembrerebbe del tutto da superare. Discorso invece riguardo il giudizio immediato, che non avrebbe rispettato la contestazione che si trova, anzi ancor prima, che è stata emessa dal giudice della cautela. Io non so perché sono state citate sentenze più datate,
voglio richiamarne solo una, che poi è la sezione seconda, perché è stata posta anche una questione di costituzionalità, se ben inteso, sull'articolo 34 in relazione all'articolo 453,1 bis, in relazione al fatto che lo stesso GIP che ha adottato la cautela poi ha finito per emettere il decreto di giudizio immediato. Qui ci sono due considerazioni che bisogna chiarire. Prima di tutto, che cosa significa emettere un giudizio immediato, e poi se questa questione sia una questione inedita che ci coglie impreparati. Assolutamente no, è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 34,2 bis CPP in relazione agli articoli 3, 24, 111, tutti i possibili parametri di costituzionalità, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità fra il giudice che emette ordinanza cautelare e quello che successivamente dispone il giudizio immediato cautelare, ex articolo 453,1 bis CPP, in quanto tale decreto non richiede alcuna valutazione da parte del giudice che è vincolato ad accogliere la richiesta del PM per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, sempre che l'ordinanza non sia stata revocata o annullata per sopravvenuta in sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Cassazione, sezione seconda, 48591, molto recente, 11 ottobre 2019, imputato Perrone. Niente di nuovo sotto il sole. Dopodiché si fa la questione che è stato cambiato il capo di imputazione. Anche questo non lo comprendo, perché la giurisprudenza è chiarissima sul punto. L'imputazione del decreto di giudizio immediato non può riguardare un reato nuovo e diverso, ma lo stesso fatto che può essere anche diversamente qualificato, quindi c'è una bella differenza fra il fatto e il reato sul quale l'imputato è stato interrogato. Il presupposto è che l'indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, quindi il fatto oggetto del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP ben può essere diversamente qualificato e o circostanziato rispetto a quello oggetto del giudicato cautelare. Andiamo all'altra questione che è stata posta in relazione alla attività che è stata fatta, che è un'attività integrativa di indagine. Ora, però andiamo al concreto, perché sennò se facciamo delle questioni solamente generali rischiano di non calzare nel nostro processo. Allora, che cosa è avvenuto? Poi è curioso che se ne dolga l'avvocato di Kilemnik, perché l'avvocato di Kilemnik in realtà di questa attività poi non ha avuto particolari riverberi, ma andiamo a chiarire di cosa si tratta. Fermo restando... Alzando le braccia l'avvocato Cinciu. No, no, nel senso che è un'attività, capisco gli altri che rispondono... Perché non, sì, non ha detto nulla, non ha detto nulla. No. Forse alla scorsa udienza, oggi no. Vabbè, io comunque ho preso appunti, tanto ci sono le distrazioni. Va bene. Magari proprio una discussione adesso. Va bene, non è allora, la mia, peraltro giaccio notare una cosa riguardo anche alla questione sul GIP. La prima valutazione non è stata fatta neanche dal GIP de Robbio, quindi voi vedrete che riguardo all'omicidio, cioè proprio alla prima valutazione del giudice, che poi anche lì si è formato in realtà il giudicato cautelare perché ci sono 3 diverse ordinanze, la prima è stata fatta addirittura da un giudice diverso, che era il GIP Cappiello, rispetto al GIP de Robbio. No, ve lo sollevo, ve lo segnalo, così completiamo il quadro anche su quella possibile teorica incompatibilità che abbiamo escluso però per ragioni generali. Allora, che cosa è accaduto sull'attività integrativa? Allora, in realtà è chiaro che l'attività integrativa è preclusa per le nuove indagini ai sensi del 360, cioè quello che richiede l'avviso, ma qui non parliamo di attività nuove. Se qualcuno individua un modo diverso per avvisare le parti che gli esiti di atti di accertamento tecnico con avvisi fatti prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato, allora, mentre sui telefoni, e io questa cosa l'ho già ribadita più volte, si confonde l'analisi del telefono dalla copia forense. La copia forense i difensori l'hanno avuta nell'immediato.
quindi l'hanno avuta prima del decreto giudizio immediato. Questo non ci può. Lamentano l'analisi, dato che l'analisi è stata fatta dalla Polizia Giudiziaria e riferirà, mi è sembrato corretto che, benché avrei potuto guardarli tutti io messi in ordine, cioè è chiaro che quando facciamo una ricognizione, e è vero ci sono dei collegamenti, ma potrebbe farli chiunque guardando, leggendo, con un'indicizzazione, quindi non è un accertamento nuovo, e l'analisi ho ritenuto, dal momento che sicuramente ne avrebbero riferito la Polizia Giudiziaria, che sulle copie forensiche tutti hanno avuto a Bimis, ha lavorato, si possono nominare consulenti, ci può lavorare lo stesso PM, lo stesso difensore, quindi quella non è un'attività nuova, incompatibile, su cui non si è fondato l'immediato. L'immediato si fonda sulle copie forensi, cioè tutta l'attività che riguarda un telefono, anche se capisco che è complicato esaminare un telefono, ma lì sono state fatte copie fisiche, c'è tutto, ci sono tutta, proprio esattamente la riproduzione di quei telefoni. La PG riferirà sulla, come dire, lettura e analisi organica. L'ho depositata, tant'è che è stata ritenuta talmente utile che la difesa di Princine, abbreviato, ha chiesto di poterla formalmente utilizzare e far acquisire il processo, perché voleva farvi riferimento, quindi è un qualcosa in più che il pubblico ministero non tiene per sé ma mette a disposizione delle parti, perché indubbiamente, avendo la polizia giudiziaria, è un'attività semplificata su un'attività indubbiamente complessa, quale quello di esaminare i telefoni con moltissimi dati, questo sicuramente. Quindi questo è una parte. Gli altri sono l'accertamento, come vedrete, sulla droga trovata in macchina, non voglio anticipare, sono sulla le analisi biologiche, erano stati dati tutti gli avvisi, l'esito peraltro in molti casi negativo, quindi anche qui andando al concreto, questi accertamenti non è che smentiscono, allora dice hai fondato una richiesta di immediato per evidenza della prova su prove incomplete e poi confutate, andiamo al concreto, no, c'è nessuna prova confutata. Consulenza balistica, quella è una mia relazione. La consulenza balistica non è un 360, perché doveva essermi preclusa, è un 359, quindi non è un'attività con avvisi fatta dopo. Peraltro non vi voglio tediare, ma se andate a leggere tutta la Cassazione, l'attività integrativa di indagine dopo il giudizio immediato è perfettamente ammissibile, con gli stessi limiti, non si deve trattare di atti garantiti, previsti per un normale esercizio dell'azione penale, nel tempo fra la fissazione del giudizio e la prima udienza. Quello precedente, è noto, è l'attività suppletiva che non conosce limiti. Quindi mi domando, in concreto, questa questione cosa rappresenta? Lasciamo perdere il discorso astratto, ma concretamente non ha nessun reale riverbero. Quindi, ripeto, tutta quell'attività non è altro che l'esito di attività garantite e che io dovevo legittimamente mettere a disposizione delle parti. E l'altra è una consulenza tecnica 359 che non richiede avvisi, quindi è perfettamente ammissibile in quella fase. L'altra è l'analisi dei telefoni, che ribadisco è stata fatta per mettere a disposizione di tutti un lavoro molto complesso che io ho potuto fare perché appunto ho goduto anche del supporto della Polizia Giudiziaria. Molto spesso i difensori utilizzano un consulente tecnico, fa un'indicizzazione, fa un lavoro, ci sono gli esperti informatici, insomma è una cosa che accade anche abbastanza frequentemente. Quindi ritengo che questioni, semmai, poi tutte questioni di inutilizzabilità al limite si potrebbero porre, ma non questioni che vanno geneticamente a riflettersi sul decreto di giudizio immediato. E andiamo alla valutazione di questo decreto di giudizio immediato, che no, alla fine in questa valutazione, che correttamente è quella quasi obbligata per gli imputati detenuti, non comporta nessuna valutazione di merito che possa far ritenere che, essendo avvenuta su atti che non sono poi completi rispetto all'attività integrativa di indagine, venga minata, perché allora questo discorso andrebbe fatto sempre. È chiaro che anche nel rinvio a giudizio, una volta disposto il rinvio a giudizio,
è fissata la data d'udienza, è consentito fino alla prima udienza di svolgere attività integrativa. Allora il discorso varrebbe sempre, in realtà anche lì il giudice l'ha fatto su una parte. O mi si dimostra che questa attività integrativa venga a minare, cioè a essere contraria, diciamo, alla valutazione di evidenza della prova, e allora, ma lì, data la regressione impossibile, perché noi conosciamo la giurisprudenza in materia di giudizio immediato, praticamente la regressione è impossibile, praticamente, tranne che non si sconfini nell'abnormità, quindi dobbiamo trasporre poi tutte queste questioni nel momento in cui andiamo a chiedere le prove, a fare questioni di utilizzabilità, addirittura ancora più avanti, quando le prove stesse saranno assunte. Quindi io ritengo che con molta serenità voi possiate respingere tutte le questioni che vi sono state poste e, superando soprattutto con la valutazione manifesta infondatezza le questioni di costituzionalità, e procedere nel dibattimento. Proviamo, se no non riusciamo. Allora, la proposta sarebbe in questi termini: ci rivediamo alle 15:30. Se siamo riusciti a scrivere tutto, diamo lettura, altrimenti poi torniamo un attimo in aula, ci riserviamo e verrà data lettura. Presidente, ma siamo noi per interloquire. Ah, scusa, Sì, avvocato, mi perdoni lei, Presidente, perché però sto un attimo stretta con i tempi. Rispetto alla mozione d'ordine, io avrei un problema pratico che non rappresenta un illegittimo impedimento, però tornare alle 15:30 in considerazione di una serie di impegni a studio, perché da domani fino a venerdì non ci sarò, se fosse possibile utilizzare direttamente l'udienza già fissata per leggere il provvedimento che per noi è pure più semplice alla fine. Presidente, ma adesso non voglio fare captazio benevolente, ma ci si conosce da... insomma, il problema mio è scrivere materialmente, perché avete sollevato varie questioni. Io mi pongo in quest'ottica concreta, ce lo leggerete alla prossima udienza, l'avrete deciso e ce lo leggerete. Va bene, allora la Corte si riserverà, poi noi decideremo subito e daremo lettura alla prossima udienza. Quindi non ci vediamo alle 15:30, ci vediamo direttamente il 23 di giugno? No, perché se dici così fai capire che non sollevi la questione, io non vorrei anticipare. Sono le 13:32. La prossima udienza, scusate, me l'avete detto? 23, oggi è 9. Va bene. Cerchiamo di anticipare le tappe il più possibile, compatibilmente con questa emergenza che c'è. Chiaramente un po' di Camera di Consiglio la dobbiamo fare, non siamo Rambo. Va bene, allora prego Avvocato. Sì, io raccolgo il vostro invito a essere sintetico, anche perché non ho intenzione di fare un copia e incolla di ciò che ha detto il pubblico ministero. Fisso anche il cronometro, 10 minuti massimo e ho terminato. Perfetto. Quindi lo faccio anche partire, così siamo a posto. In ordine alla questione sull'abbreviato, i colleghi cosa fanno? Suggeriscono alla Corte di, visto che a settembre c'è questa Camera di Consiglio su questa questione sollevata dal giudice di La Spezia, sospendiamo anche noi e aspettiamo. Però non è proprio così, perché la questione primaria, come ha detto bene il pubblico ministero, di quella faccenda è un'altra, è una questione di successione di leggi nel tempo che non riguarda il caso in specie, atteso che il fatto è stato commesso abbondantemente dopo l'entrata in vigore di quella legge. Quindi noi ci troveremmo ad aspettare un qualcosa che non riguarda questo procedimento. In ordine alla ragionevole durata di questo processo, che se non si fa l'abbreviato allora il processo non ha mai una durata ragionevole, allora questo vuol dire che tutti i riti ordinari sono irragionevoli. E poi anche nel caso concreto, dopo anche che comunque la Corte ha stilato un eventuale calendario prevedendo udienze ogni 4 giorni, lamentare anche sulla base di ciò, a prescindere da uno sfoltimento della lista testi, una irragionevole durata del processo mi sembra paradossale. Si è lamentato anche l'intasamento del ruolo della Corte, perché questa riforma andrebbe a intaccare, si ritiene che la Corte d'Assise appunto per la sua specificità non abbia questo carico enorme, anche perché comunque problema comunque che si riproporrebbe in appello, perché anche facendo giudizio abbreviato sempre in appello si ritornerebbe, quindi sono tutti problemi ampiamente superabili. In realtà, diciamola tutta, quello che questa riforma impedisce agli imputati, ed è la cosa che preme a tutti, è impedisce lo sconto di pena.
perché è questo, cioè perché sono tutte ipotesi, la durata del processo, sono tutti pretesti. La vera cosa è lo sconto di pena, che come ha detto bene il pubblico ministero, non cito la stessa sentenza, la Corte Costituzionale già l'ha spiegato, è una scelta di politica legislativa che non è sottoposta al sindacato costituzionale. Questa scelta può essere irrazionale o meno, ma è stata frutto di un ampio dibattito politico, secondo il quale il legislatore ha stabilito, secondo me in maniera corretta, comunque è una mia opinione, che chi commette un omicidio, sparando io in questo caso in testa a un ragazzo, non ha diritto a nessuno sconto di pena, quindi se prende 30 anni sono 30, che non diventano 20 perché fa risparmiare tempo allo Stato. È una scelta di politica legislativa che tra l'altro già la Corte ha detto che non è sindacabile. Io ho sentito parlare di questa riforma dà al PM un potere illimitato, sconfinando i poteri della magistratura. Non è così, perché questa riforma offre il meccanismo di recupero. Qualora la Corte si dovesse rendere conto che quelle aggravanti non sussistono, allora l'imputato può beneficiare dello sconto di pena. Io apro una parentesi, qui si vuole lanciare il messaggio che la pena dell'ergastolo qui scaturisce solo per l'aggravante della premeditazione. Non è così, perché anche l'altra aggravante, 61 numero 2, del nesso diciamo teologico, già solo quella sarebbe sufficiente a prevedere la pena massima dell'ergastolo. Mi ricollego subito all'altra eccezione del comma 6 ter dell'articolo 438. Si dice: è previsto il meccanismo di recupero solo per gli imputati che hanno fatto richiesta di abbreviato nell'udienza preliminare e non quelli che hanno fatto dopo l'emissione del giudizio immediato. Questa chi? Non è che loro possono pigliare, cioè io li vedo. Sì, un po' di mancanza di rispetto, gira un attimo, non li stavo vedendo, scusate. Anche questa avvocato. Scusate un attimo, gli imputati di Regina Coeli, giusto, De Propris Armando, che stiamo vedendo ridere e sghignazzare, sinceramente noi stiamo lavorando. Se volete chiacchierare tra voi andate nelle celle tranquillamente e vi allontanate, noi stiamo lavorando, stiamo facendo qualcosa che è anche abbastanza faticoso, se non vi interessa, non sono problemi vostri, potete tranquillamente andarvene. È Rebibbia, non è Regina Coeli, scusate, è Rebibbia. È Rebibbia, beh comunque vale per Rebibbia. Tra l'altro De Propris Armando è uno che gesticola continuamente, fa dei gesti che a volte non capisco e non voglio capire, tipo battere le dita sulla testa, sono tutti maschi eccetera, non so a chi si riferisce, non lo voglio capire, però non lo voglio neanche più vedere per il futuro, è chiaro? Siamo di fronte a una Corte d'Assise della Repubblica Italiana, non stiamo giocando. Non lo sento, se vuole parlare. Perfetto, allora sia maggiormente composto, in una situazione più consona, più adeguata, in una condizione più adeguata alla sua. Come non riesce a farsi inquadrare? È sempre inquadrato, guardi, sempre, costantemente inquadrato. Io non vorrei buttare giù tutto un'altra volta. Scusi avvocato, mi scusi tanto, però sono ore e ore che vedo. Prego. Sì, ero venuto all'eccezione dell'articolo sul comma 6 ter dell'articolo 438. Questa questione di legittimità non è assolutamente rilevante e spiego subito il perché. Innanzitutto noi non sappiamo se in questo procedimento questa norma troverà applicazione, perché qualora la Corte ritenesse sussistente anche solo una di quelle due aggravanti, questa norma non troverebbe applicazione. Quindi noi ci potremmo trovare nella paradossale ipotesi di sospendere questo processo per la questione di città su una norma che probabilmente in questo processo neanche troverà applicazione. Altro motivo, che tra l'altro è anche affrontato bene dall'ordinanza del giudice Balestrieri, il fatto che viene menzionato il recupero solo per chi lo chiede nell'udienza preliminare, non per chi è stato notificato il giudizio immediato, crea una disparità solo apparente, comunque emendabile in via interpretativa.
Quindi, qual è la soluzione a questa questione? È irrilevante, perché qualora in questo procedimento la Corte si troverà ad applicare questa norma e quindi a escludere le aggravanti, poi è una questione che comunque si potrà sollevare, ma comunque sia non si dovrà neanche sollevare, perché è chiaro che non c'è nessuna preclusione tra l'udienza preliminare e chi viene da immediato, quindi è facilmente applicabile in via estensiva. Quindi anche questa eccezione, questo sollevamento di questione costituzionale è irrilevante, perché appunto non ha una concreta influenza adesso in questo procedimento. In ordine alla presunta incompatibilità del GIP come persona che ha firmato le ordinanze di custodia cautelare e poi il decreto di giudizio immediato. Noi riteniamo che un GIP che firma un decreto di giudizio immediato non prende parte a nessuno iter decisionale, perché come dice bene l'articolo 34, il giudice dell'indagine preliminare non può emettere decreto penale di condanna, non può fare udienza preliminare, perché il giudice dell'udienza preliminare potrebbe essere investito di scrivere una sentenza, e non può far parte di un eventuale collegio. Quindi, atteso che il GIP nel firmare l'immediato fa solo una valutazione, che comunque sia questa sentenza della sezione di Squiciarino dice che il giudizio, la valutazione sulla prova che dà il GIP è insindacabile, quindi già questo solleverebbe molte questioni, si ritiene che è assolutamente, non so come definirla, è inesistente nel nostro ordinamento e non si può neanche paragonare tra il GIP e il GUP, perché il GUP ha un potere decisorio, il GIP no. E comunque sia, io ritengo che questa eccezione sia anche tardiva, perché eventualmente alla scorsa udienza del 10 marzo si poteva fare anche un invito di astensione a colui che ha firmato il decreto del GIP, il decreto di giudizio immediato, e eventualmente presentare un'istanza di ricusazione se si riteneva incompatibile. In ordine alla richiesta di nullità del giudizio immediato, perché al de proprio è stato un reato diverso, cioè prima il reato per tutti i motivi, per omicidio con gli altri due aggravanti. Qui io appunto mi associo al pubblico ministero. La Cassazione è chiaritica, una cosa è un fatto diverso, una cosa è un fatto nuovo, qui non siamo dinanzi a un fatto diverso, siamo a un fatto che è circostanziato in maniera differente, quindi non c'è nessuna differenza, nessun reato diverso, quindi non c'è nessuna ipotesi di nullità. Sull'ultima questione, quella del 430 dell'attività integrativa di indagine, la Corte ha concesso il tempo alle difese, tra l'altro anche la parte civile all'epoca non si è opposta, per prendere visione di queste nuove indagini, dato il tempo per fare un'eventuale integrazione di lista testi, quindi non si vede dove questa attività di indagine consentita possa recare documento alle difese, quindi si ritiene che anche questa vada rigettata. In ordine all'ultima questione, cioè quella di autorizzare gli difensori degli imputati a entrare in possesso del RIT dell'altro procedimento collegato. Ma solo su questa cosa noi ci rimettiamo alla Corte, anche se comunque riteniamo che il fatto di non avere in visione i decreti autorizzativi non sia di per sé stessa una nullità. Quindi noi chiediamo il rigetto di tutto. Sono stato sintetico, anzi 8 minuti. Grazie. Io Presidente, penso che il collega sia stato abbastanza esatto, abbia esposto in maniera chiara ed esaustiva tutte le questioni e le osservazioni, per cui mi associo alle sue richieste. Benissimo, allora diamo atto che la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio per deliberare, però su richiesta degli avvocati la Corte si riserva la decisione di tutte le questioni preliminari oggi sollevate. Si riserva di decidere, darà lettura dell'ordinanza alla prossima udienza, 23 giugno 9:30 in quest'Aula, però facciamo risultare a verbale che la Corte si ritira comunque immediatamente in Camera di Consiglio.
Quindi ci rivediamo il 23 giugno alle 9:30 con le medesime modalità, quindi con collegamento Teams per tutti gli imputati che sono in custodia cautelare, tranne chiaramente Zaki Lemnik. Prego. No, dico, nel caso in cui la Corte dovesse decidere di procedere oltre, cosa farà, è previsto per adesso non che cosa facciamo? Tanto ci sarà l'ammissione prove, avvocato, se dovessimo respingere eventuali questioni di costituzionalità e andare oltre ci sarà l'ammissione delle prove. Per questo volevo dare lettura per dirlo, però per organizzarci se siete impediti oggi non avete la possibilità di attendere. Presidente, chiedo scusa. Se sospendiamo, che rimettiamo alla Corte, ci rivediamo tra parecchio tempo. Se invece respingiamo la questione faremo solo ammissione prove. Non lo so, poi mi dispiace perché è un'intera giornata, facciamo solo ammissione prove. Se tanto mi dà tanto, non so pure voi come andrà l'ammissione prove. Presidente, io scusa, prima a verbale abbiamo precisato la richiesta di abbreviato. Io vorrei, se fosse possibile, rivedere come è stato verbalizzato, perché noi abbiamo avanzato istanza di abbreviato condizionato all'esame del test Giovanni Esposito, in subordine istanza di abbreviato secco. Io ero distratto mentre parlava questo. Non è mai uscito fuori. No, appunto, volevo precisare la modalità di... No, in realtà diciamo, noi in udienza... depositate la richiesta che avete fatto davanti a Badestini. Perfetto, analoga. Qui le risulta e poi basta che voi reiterate la richiesta. Reiteriamo la richiesta già avanzata dinanzi al dottor Balestrieri. Cosa? Nelle stesse modalità avanzate davanti al GIP, al dottor Balestrieri. Perfetto, se ce la deposita subito, chiaramente entro oggi, perché oggi andrebbe depositata. Va bene, allora signori, nuovo collegamento via Teams con gli istituti di pena di Rebibbia e Regina Coeli il 23 giugno alle 9:30, collegamento sempre dall'aula della Prima Corte d'Assise. Arrivederci e grazie.